Questa mattina termineremo questo libro, è un libro che ha fatto riflettere, che farà riflettere, ma soprattutto per ricordare che purtroppo tanti giovani se ne stanno andando per colpa di qualcuno che il potere che ha non basta, che ne vuole sempre di più, però sulla pelle di questi ragazzi e questi genitori che perdono i loro figli. Allora, campagna di Grecia. La campagna italiana di Grecia si svolse tra il 28 ottobre 1940 e il 23 aprile 1941 e fa parte dell'invasione dei Balcani da parte dell'Italia e della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Divisione Brennero, grande unità del Regno Esercito, operativa durante la Seconda Guerra Mondiale. Era in particolare una divisione di fanteria da montagna che prese parte alle operazioni in Grecia. Cognome Trista, tecnico addetto alla misurazione con goniometro nelle forze armate, specialista in guerra elettronica addetto ai rilevamenti con apparati radiogoniometri. Lager. Il termine lager in tedesco significa sia campo sia magazzino e si scelse quella parola per significare che quello era un luogo in cui esercitare una stretta sorveglianza su un considerevole numero di individui chiamati pezzi. Il governo tedesco dal 1933 al 1945 fece costruire migliaia di lager. I più noti campi di concentramento di Germania, Austria e Polonia furono quelli di Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen, i campi di prigionia per soldati semplici catturati dopo l'8 settembre 1943. Si chiamavano invece Stalag, mentre quelli per gli ufficiali Oflag. Erano i luoghi di deportazione per i militari che poi venivano mandati al lavoro forzato in fabbriche, aziende agricole, miniere o cantieri di costruzione. Silvia Pascale vive a Treviso, docente storica dal 2011 si dedica a questioni legate al genocidio armeno, ai campi di concentramento e alla vicenda degli internati militari italiani. Presidente della sezione ANEI di Treviso, è stata selezionata dal MIUR e dall'Università di Parigi per il Memorial della Shoah. Con Orlando Materassi è responsabile per l'ambasciata della RFG del progetto La memoria che unisce, educare alla pace. Orlando Materassi, figlio di Elio, un ex IMI, internato militare italiano, deportato in Germania, collabora da molti anni con Silvia Pascale, con progetti educativi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia e corsi di formazione per docenti. Nel 2022 hanno coordinato il team italiano di ragazzi per il progetto Le nostre memorie dell'Accademia Europea di Berlino, che aveva come scopo la creazione di uno spazio digitale dedicato ai lavoratori forzati del nazismo. Relatori a seminari e convegni sulla memoria e la riconciliazione presso vari atenei universitari. Abbiamo letto tutto questo libro, anche gli autori, i coordinatori, il viaggio di mamma Teresa che concludiamo questa mattina. Spero vi abbia fatto riflettere, vi abbia intrigato, perché è quello che io voglio con i libri che leggerò anche nelle prossime settimane. Adesso presento i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Franco Conte, Associazione Internazionale Trevisani del Mondo. Grazie. Buongiorno. Grazie veramente Conte. Saluto anche il professor Stefano Merigliano, professore emerito all'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Allora professore, partirei proprio da lei. Cosa ne pensa di questi libri che raccontano la storia, ma soprattutto di questi ragazzi? Ecco, questa nipote, questa Silvia Pascale, questa docente che cerca in tutte le maniere di trovare la sua storia, ecco, nella ricerca di documenti importanti. Però la curiosità di sapere com'è andata la sua storia è molto importante. Secondo lei ai ragazzi interessano queste storie? Prego, professore. È una domanda veramente difficile. Io credo che stiamo osservando un'evoluzione molto rapida nelle varie generazioni, no? Si continua a parlare di boomer, generazione Z, generazione Y, eccetera. È difficile quindi inquadrare i giovani tutto in una stessa categoria. Certamente, guardavo anche recentemente l'interesse che hanno, per esempio se lei guarda il TEDx, altre associazioni che sono fatte da giovani, ma che si occupano di cose estremamente interessanti, che vanno alla scoperta
non solo delle novità tecnologiche, ma anche della storia del passato. Quindi io credo che mantenere la memoria e comunque fare un'operazione di ricordo di quello che è stato il nostro passato, comunque va fatto. E poi spetta alle persone, anche come fai tu, o ad altre trasmissioni o ad altre iniziative, quello di cercare di portare questi argomenti all'attenzione di tutti e quindi anche dei giovani. E seminando, seminando, secondo me alla fine si raccoglie. Io sono anch'io dell'idea, quando decido di fare anche questi interventi, leggendo questi libri, qualcuno pensava che non fosse interessante, che la gente, invece dai numeri che abbiamo e dall'audience che abbiamo, sembra invece che siano intrigati, soprattutto quelle persone diversamente giovani che mi guardano, però io ho anche molti giovani quando riesco a averli, e più che i loro insegnanti, ecco, faccio domande a loro, professor Merigliano, e devo dire la verità che trovo dei ragazzi impegnati, bravi, curiosi, che se gli dai un gioco loro iniziano a giocare, però devi essere tu che gli dai il gioco per intrigarli. Ecco, questo giovane che sta volando in maniera molto forte rispetto al diversamente giovane. Loro adoperano questi nuovi strumenti, specialmente anche l'intelligenza artificiale, in maniera incredibile. Il problema è che poi qualcuno dice la scuola, la scuola, la scuola, ma la scuola deve fare la scuola. È la famiglia, è la società che deve fare la propria parte. Noi stiamo parlando di che ci sarà un cambiamento culturale, ma se ci sarà questo cambiamento culturale sarà dovuto sicuramente a loro, ai giovani. Sono loro che stanno cercando di far capire l'importanza dell'ambiente, che non vogliono le guerre, che veramente tifano per la pace, che si battono per problemi veramente che interessano anche i diversamente giovani, che molti invece li condannano, cosa fanno. Ecco, questi ragazzi che forse, se io dico professore che li farei votare, ad esempio, io ai 17 anni darei il voto e anni che lo dico. Come lo fanno poi in altre parti? Non è che scopro l'acqua calda, perché io sono convinta... Guarda Mirella, prego. Io adesso, visto che sono in pensione, mi posso dedicare a tante cose. E tra queste mi sto dedicando anche ad un nuovo movimento, un nuovo partito, ma non è questo che mi interessa. Però ho scoperto che parlando seriamente di sanità, di problemi della sanità, di problemi della salute, quindi facendo un po' quello che dici tu, portando gli argomenti anche complessi di fronte alle persone, mi accorgo che la maggioranza delle persone che mi seguono sono ragazzi giovani sotto i 35 anni, che hanno probabilmente fame di queste notizie, fame di queste cose più pulite. Hai ragione, la scuola ti deve insegnare un metodo, ti deve dare delle basi, ma poi è la società stessa che deve stimolare questi ragazzi. E spesso giudichiamo tutti i ragazzi da alcuni episodi che vediamo di alcuni influencer, la violenza, eccetera. Ma i giovani non sono tutti così. Anzi, ci sono tantissimi giovani che forse, proprio perché vivono in silenzio, in serenità, in tranquillità, dobbiamo avere il coraggio di dare a loro dei motivi di riflessione, dare a loro dei contenuti diversi, stimolarli a partecipare. Adesso io non so se 17-18 anni, eccetera, ma io non sono pessimista sui giovani. Credo che se guardiamo tante cose, se gli diamo una giusta motivazione, dei giusti stimoli e li invitiamo a partecipare, questa è un'altra delle cose fondamentali, li invitiamo ad esprimere le loro idee, probabilmente c'è tanto di buono. Mi fa molto piacere, professor Merigliano, di averla avuta e di averla ospite questa mattina, perché siamo in sintonia. Io, ad esempio, anche venerdì avevo questa classe con la preside e gli insegnanti e ho fatto parlare i ragazzi, invece loro non se l'aspettavano, non erano neppure microfonati, però alla fine ho capito quanto importante per loro è stata quella conversazione che abbiamo avuto. Li ho fatto parlare tutti. Non ne ho lasciato fuori neanche io. Ho chiesto alla preside se poteva alzarsi e lasciare il posto uno alla volta ai ragazzi e lei ha detto volentieri. E devo dire la verità che ogni volta che intervisto questi ragazzi trovo dei ragazzi, come dice lei, preparati,
che hanno le idee chiare anche sui progetti che vengono proposti, che vengono intrigati da questi progetti. Certo che è la scuola che deve dare il progetto, però poi questo ragazzo va a casa, parla di questo progetto che lo ha incuriosito, che lo ha intrigato e deve avere qualcuno che l'ascolta. Cioè, questo ragazzo non può essere intrigato solo a scuola, perché mi sembra che ormai stiamo demandando tutto alla scuola, Io ho capito, ma non può fare tutto la scuola. E poi siamo arrivati a dei livelli veramente di esasperazione. Avete sentito cosa è successo? Quell'insegnante che ha tagliato le ciocche di capelli? Cioè siamo arrivati all'esasperazione. Ecco, un'esasperazione dovuta al clima che si è creato, ai controlli che non ci sono e soprattutto a questo ragazzo che lo dice lui, se lo ascolti, che vuole essere accompagnato in questo percorso educativo. Lo dice lui, me lo hanno detto loro. Cosa sono le 3 cose più importanti che ho chiesto ai ragazzi per voi? Primo la famiglia, secondo la scuola e terzo l'amicizia. Ma mi sembra che abbiano già detto tutto questi ragazzi, professor Merigliano. In poche parole hanno detto quello che per loro è importante. Quando hanno bisogno chiamano i genitori, la famiglia, non chiamano la scuola se hanno bisogno. In un momento terribile è il genitore che viene chiamato e se questo genitore non si presenta perché è impegnato oppure non vuole, non può e delega alle forze dell'ordine, come è successo anche a me, professor Merigliano, quando facevo sicurezza sulle strade, capisci bene che poi da quel ragazzo, se non è accompagnato da qualcuno, ed è la società che lo deve accompagnare, anche la società. Cosa ne pensa Franco Conte, Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, di questi invece ragazzi che io vedo anche da voi, con le radici molto forti, molto profonde, perché vivono la situazione, non sono più in Italia, ma qualcuno parla il dialetto veneto, sì. Cercano di impararle, vivono su paesi che hanno il nome veneto, e allora vuol dire che se tu continui a insegnare, questo ragazzo apprende, poi ha la curiosità di tornare perché è tanta bella la storia, o anche una storia commovente che vuole tornare a vedere il paese natio dei suoi nonni, dei suoi bisnonni. Prego, Conte. Sì, allora, che ci siano tanti giovani che vivono fuori dall'Italia e che hanno la nostalgia dell'Italia, noi lo vediamo giorno per giorno, perché siamo spesso contattati appunto da giovani che magari svolgono anche attività e che hanno ruoli molto importanti a livello internazionale, però sentono che manca qualcosa del loro territorio, della loro area, e tra le cose che mancano c'è anche la famiglia. Prima si diceva la scuola non può dare tutto ai giovani, no, deve dare molto anche alla famiglia. L'educazione deve passare attraverso le 2 componenti fondamentali che sono scuola e famiglia. Dopo sono importantissime per i giovani anche le relazioni che hanno tra di loro. I giovani hanno bisogno di parlarsi, di scambiare delle esperienze, di poter colloquiare, perché insieme possono anche trovare qualche soluzione ai loro problemi. I punti di riferimento però sono scuola e famiglia. Per quanto riguarda i giovani che sono in giro per il mondo, ecco, noi abbiamo, al di là di chi è partito giovane dall'Italia, abbiamo anche tanti ragazzi giovani che non sono di origini italiane, ma che sono discendenti dei nostri emigranti storici, che hanno proprio il desiderio di venire a conoscere il territorio, la cultura, le bellezze naturali, la storia dei paesi da cui sono partiti i loro antenati. Lo stiamo riscoprendo soprattutto nei paesi del Sud America, ma non solo, anche in paesi tipo il Canada o tipo l'Australia, che sono state destinazioni di tantissimi emigranti veneti, in modo particolare di emigranti trevisani. Io lo ricordo sempre questo. Il Veneto è la regione in Italia che ha dato il maggiore contingente di emigrazione, e tra le 7 province del Veneto quella che ha pagato di più il prezzo dell'emigrazione è proprio la provincia di Treviso. Ebbene, questi discendenti di emigranti storici vogliono venire a conoscere, ma non solo le bellezze naturali, la chiesa, così, voglio conoscere anche gli usi, i costumi, le tradizioni. Abbiamo, quando li incontriamo, non la necessità di parlare con loro in una lingua straniera,
neanche di parlare in italiano, perché molto spesso l'italiano cosiddetto grammaticale lo parlano un po' a fatica, ci chiedono di parlare il dialetto. Allora, se loro per generazioni hanno avuto questa trasmissione, e la trasmissione è venuta attraverso all'interno della famiglia, attraverso i genitori, attraverso i nonni, se loro hanno conservato questi usi e queste tradizioni e soprattutto quella che è l'essenza degli usi e tradizioni, cioè la lingua, credo che ci sia veramente da riflettere su quello che è stato l'italiano che ha girato il mondo portando ovunque capacità di lavoro, attaccamento alla famiglia, la fede, perché molto spesso i paesi dove sono presenti molti italiani fanno notare la presenza di chiese, di capitelli, di abitudini anche religiose che magari noi nella nostra Italia stiamo perdendo giorno per giorno. Molto chiaro. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, in quanto quello che è l'immigrazione dell'850 in Brasile, nel Rio Grande del Sul, ce ne sono 50 milioni di italiani che sono immigrati in Brasile. E ancora adesso si canta le canzoni venete, i anni, i veneti, nel cuore suo, i veneti, perché i suoi genitori gli hanno insegnato. Quello che non vi insegna niente qua negli altri italiani, io mi daria ora di poter venire qua. Però quando bisogna lavorare ora, non era niente, ed era tutte paesi. Ebbene, se ho a portare ora all'epoca, io capivo Mirella, i fiori adesso a 20 anni già siamo ragazzi, a 20 anni già siamo uomini, io mi sono sposato a 22, a 25 avevo 3 fiori. Avevo una responsabilità sulle spalle, la vita la vedevo su un'altra maniera, già era anche all'epoca, per il mondo di Dio, sono d'accordissimo, però adesso il mondo va su un'altra parte, ma noi avremo da dire giovani, dire uomini che sono più intelligenti di noi altri, perché noi altri abbiamo fatto la finta, però i fiori capaci, e bisogna, come che dice il professor De A, farli realizzarlo, metterli nella strada giusta. Ce ne vogliono 200 di professoria, anche per insegnare la storia, e devi insegnare la storia vera, qua è storia. Secondo un partito insegna la storia a scuola, invece no, è storia. L'unica storia vera che ho sentito parlare da te è nella tua trasmissione 4 giorni fa, perché facciamo vedere gli italiani, gli latini, questo e quello, tutti eroi, ma non è vero niente, perché in Russia non siamo andati a portare le caramelle, già erano invasori, in Grecia, in Russia, in Jugoslavia. E cosa si poteva parlare? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sennò non ce la faccio, devo far vedere anche dei filmati. Allora, professor Merigliano, dopo quello che ha sentito, la mia domanda è anche questa. Eppure dicono che i nostri ragazzi, quando vanno all'estero, ecco, che hanno studiato nelle nostre università, sono preparatissimi. Abbiamo delle università meravigliose, tanto è vero che pochi tornano perché se li tengono stretti. Ecco, quasi la preparazione all'università. Cosa vuol dire? Università che preparano veramente questi ragazzi a scoprire anche il mondo, perché questi ragazzi vanno all'estero, ecco, si inseriscono in maniera veramente importante, sono un nostro fiore all'occhiello, perché bisogna anche dire, forse lo diciamo anche troppo poco. Certo che ritornare in Italia poi è faticoso, sfido io che è faticoso, basta vedere come siamo messi come paese. Ecco, come vede lei, professore, ecco, e come ha visto questi ragazzi, questo evolversi di questa gioventù che doveva correre per essere al passo, che doveva studiare veramente bene, ma poi viene ripagata, ma non viene ripagata in Italia, viene ripagata all'estero. Ecco, il voto massimo lo dà all'estero, perché questo ricercatore, questo ragazzo, questo lavoro che lui sceglie viene molto apprezzato, ma è merito anche vostro però, ma io lo sento poco che vi danno questi meriti. L'università, ma l'università non è fatta di mattoni o di cemento, è fatta di insegnanti, di docenti. Ecco, vedo che siete proprio premiati, ma
secondo me anche siete visti in maniera, non so, così, cioè la politica dovrebbe premiare più voi che qualche, dico io, attore, perché delle volte vedo delle cose, dico, ma perché lo premiano questo? Cioè, cosa ha fatto? Cioè, capisce, professore, che forse anche il merito non esiste qua nel nostro paese? Ecco, il merito, prego. Hai aperto hai aperto il vaso di Pandora. Allora, alcune cose però vorrei dirle in maniera più strutturata. Allora, primo, io sono uno di quelli che ha creduto tantissimo nella costruzione dell'Europa. E quindi per me vedere un ragazzo che studia in Italia, poi va a lavorare in Francia, poi magari ritorna in Italia, è in realtà il progetto di un'Europa unita che bene o male ci ha tenuto dal 45 ad oggi, sono ormai 60, 70, quasi 80 anni, senza guerre in Europa, mentre prima ce n'erano state 2 drammatiche in pochi anni. Quindi io non vedo un dramma molto grosso perché i nostri ragazzi vadano a lavorare in Germania, in Francia, in Inghilterra, eccetera. Anzi, lo vedo nella costruzione di un'Europa unita, che è un grande valore aggiunto. Quello che a volte mi dispiace è che in Italia non siamo in grado di fare o di creare le stesse condizioni perché magari un francese, un inglese, un tedesco, uno spagnolo venga a lavorare in Italia, cioè non c'è questa reciprocità. Le nostre università, come dicevi tu, preparano benissimo i ragazzi. Io per anni ho insegnato nella scuola di medicina di Padova e devo dire che i miei amici, colleghi americani mi scrivevano tutti gli anni dicendomi: ma non hai qualche bravo ragazzo da mandarmi? Perché molti dei giovani ricercatori o dei giovani talenti che vanno negli Stati Uniti venivano fuori dalle nostre università. Quindi noi insegniamo un metodo, insegniamo una cultura, abbiamo ancora il concetto di un'università a 360 gradi, quindi cercare di formare non solo il super specialista, ma la persona completa che sappia anche parlare, relazionarsi, eccetera. Siamo un po' understatement, siamo un po' umili, sì, ma perché crediamo nel nostro lavoro. Il nostro lavoro è formare i giovani, farli crescere, dargli un senso, uno spirito critico, insegnargli non tanto delle nozioni, ma un metodo. Ecco forse dov'è il grande asset, che se tu vai a vedere certe università americane, eccetera, è tutto imparare protocolli, imparare schemi, super specializzazione. Noi cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi, anche come diceva il tuo ospite, cerchiamo di dare una cultura, un senso di appartenenza, dei valori che sono un po' oltre la normale tecnicalità di quella materia, che sia ingegneria, medicina, biologia, eccetera. Quello che a me dispiace non è tanto i ragazzi che vanno via per scelta, perché, come dicevo prima, è la scelta di vivere in un'Europa unita. Sono purtroppo i ragazzi che vanno via per necessità, cioè perché qui non trovano un'azienda, un posto di lavoro adeguato, una situazione adeguata, una remunerazione adeguata. E quindi noi dobbiamo lavorare per creare qui, nella nostra Italia, queste condizioni, per attrarre anche noi i migliori, per attrarre altre persone. Io sono un veneto di seconda, terza generazione, mio bisnonno era calabrese, quindi era un piccolo emigrato. Però io credo che noi dobbiamo non demonizzare l'immigrazione e l'emigrazione. Ormai i flussi delle popolazioni girano il mondo, però dobbiamo privilegiare le persone che vogliono integrarsi. Mi è piaciuto moltissimo l'affermazione che diceva prima il tuo ospite, che i nostri immigrati conservano questo spirito di appartenenza, conservano le tradizioni. Quindi anche chi viene deve integrarsi in questa cultura. Non deve essere uno che o viene, non vuole imparare l'italiano, non lo impara, non si integra, eccetera. Un conto è portare una parte della sua cultura, un conto è accettare la nostra cultura. E noi in realtà
questa appartenenza, questo senso delle radici ce l'abbiamo fortissimo. Ed è il motivo per cui in realtà anche molti ragazzi che vanno fuori, io li vedo, che mi scrivono molto spesso intorno ai 35-40 anni dicendo: professore, sono stato 10-15 anni, ma non c'è un posto, non potrai, perché ho nostalgia di rientrare in Italia. Perché poi alla fine la qualità della vita nella nostra, tanto come dici tu, bistrattata Italia, in realtà è meglio di tanti altri paesi. Ah, sono perfettamente d'accordo. Se veramente la politica capisse l'importanza della competenza nei posti giusti, noi voleremo, io sono convinta, professore, di questo, perché abbiamo delle menti eccelse, abbiamo una creatività proprio nel DNA, non c'è niente da fare, che tutti ci invidiano, possono copiare, ma la creatività che abbiamo noi nel DNA veramente deve essere soprattutto premiata. Invece funziona all'incontrario, è là il grande problema della classe politica italiana, non per colpa degli italiani di sicuro. Ecco, perché dal niente guardate cosa sono riusciti a fare, eravamo la quarta potenza, fatta da persone che sono partite con la quinta elementare, un po' a volta, ma erano molto eruditi però, non erano colti ma erano eruditi. E capite cosa vuol dire? Mirella, adesso non sono né colti né eruditi e cercano di dare anche, e ti fanno anche le paternali, e allora tu guardi e dici: ma chi è questo qua? Perché vede, io mi confronto, professore, con queste persone. Il problema è che c'è un'arroganza, qualcuno, non tutti per l'amor di Dio, ma un'arroganza del potere che fa tremare veramente, anche perché sono sempre forti con i fragili e i deboli con i forti. E là è il grande problema che l'italiano dovrebbe capire, la politica. Allora, Conte, lei ha fatto parte anche della politica, deboli con forti con i deboli e deboli con i forti. Com'è sta storia? I fragili che pagano sempre e la competenza invece che non viene premiata. E allora come la mettiamo? Lei cosa dice? Perché abbiamo bisogno di competenza, anzi più andiamo avanti e più capiremo quanto importante è la competenza. Prego, Conte. Allora, prima di tutto riprendo una cosa che non ha detto, forse per modestia, il professor Merigliano. È vero che ci sono tanti giovani che vanno fuori dall'Italia e vanno fuori perché hanno una ottima preparazione a livello di studi, del percorso di studi che hanno effettuato, in modo particolare per quanto riguarda le università. Ecco, credo che il livello di formazione, proprio nel senso di cui ha parlato prima il professor Merigliano, quello di dare sì delle nozioni tecniche, ma di dare anche un'apertura mentale che è fondamentale nel percorso professionale, nel percorso della vita, sia una delle caratteristiche delle scuole italiane. E questo lo si riconosce poco, purtroppo. Dobbiamo invece avere il coraggio di dirlo e avere il coraggio di dire che la qualità della scuola italiana passa attraverso queste caratteristiche. I nostri giovani vanno fuori, purtroppo, perché non trovano in Italia la possibilità di ottenere alcune soddisfazioni. Allora, noi come associazione, proprio per cercare di capire questo fenomeno dei giovani che vanno via, abbiamo fatto un'indagine facendoci mettere a disposizione dei dati della CGIA di Mestre per capire quali sono non i numeri, non solo i numeri dei giovani che vanno via, ma i motivi per cui questi giovani vanno via. Allora, emergono queste situazioni. I giovani laureati escono dall'Italia perché trovano all'estero delle possibilità occupazionali più attinenti al percorso di studi effettuato. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è la possibilità di fare carriera, cioè di diventare dei manager con un percorso più rapido, più veloce rispetto a quello dell'Italia. Su questo secondo aspetto faccio una riflessione. Noi abbiamo in Italia tantissime aziende, in modo particolare in Veneto, tantissime aziende che nel momento in cui c'è la necessità di attuare il ricambio generazionale si trovano in difficoltà. Però il ricambio generazionale avviene quando magari i figli che devono subentrare nell'attività hanno 55-60 anni e non sono mai stati abituati fino a quell'età ad assumersi direttamente le responsabilità della gestione dell'azienda. Questo non avviene all'estero. All'estero un ragazzo di 35 anni è considerato ormai
sulla soglia della vecchiaia per poter diventare un manager. In Italia un ragazzo di 35 anni è considerato troppo giovane per assumere all'interno di un'azienda o di una realtà qualsiasi un ruolo di responsabilità. Ecco, quindi questi sono i motivi. Dopo c'è anche il motivo di tipo retributivo. Gli stipendi all'estero sono più elevati rispetto a quanto non sia in Italia. Però bisognerebbe cercare di dare anche qualche informazione in più, e qua la scuola secondo me lo potrebbe fare all'interno della formazione e all'interno dell'orientamento. Bisognerebbe anche dire ai ragazzi che quando sono all'estero incontrano prima di tutto un costo della vita che è sicuramente superiore rispetto a quanto non sia in Italia, ma soprattutto hanno a livello di sanità e a livello di previdenza pochissime garanzie, molte meno rispetto a quelle che c'è in Italia. Noi siamo abituati a lamentarci della sanità italiana perché ci sono le liste d'attesa lunghe per alcune disfunzioni, ed è giusto parlare delle disfunzioni perché devono essere corrette e migliorate. Però bisogna anche riconoscere che la sanità che abbiamo in Italia e la previdenza che abbiamo in Italia non c'è nessun altro paese al mondo in grado di garantirlo. Sentiamo il professor Merigliano come commenta le parole di Franco Conte. Mi ha rubato tutte le parole possibili e immaginabili. No, nel senso che, per esempio, io ho una delle mie allieve predilette che è direttore della chirurgia esofagea dello Sloan Kettering Memorial Hospital a New York e professore della Cornell. E sono due posti di un prestigio incredibile. È vero che guadagna 1 milione di euro all'anno, però gli costano 70.000 euro all'anno mandare il figlio, e ne ha 2 al liceo. Non ha sanità, per cui deve mettere via 100-150.000 euro all'anno di assicurazioni. Paga 120.000 euro all'anno un appartamento in affitto a New York, e allora facciamoci 2 domande, facciamoci 2 conti. Quello che ha ragione ancora una volta il tuo ospite è in realtà la incapacità di molte delle nostre aziende di valutare in maniera positiva i giovani. Io credo che su tutti questi benefit e sullo stipendio ci si ragiona, però quando tu vedi che effettivamente in certe aziende ci sono dei grossi problemi, perché un manager di 40 anni non lo prendono neanche in considerazione, quando invece 40 anni è il momento in cui uno ha una ottima preparazione, ma anche quel tanto di voglia di rischiare, di voglia di mettersi in gioco, quindi è al massimo delle sue potenziali performance. Ecco perché io credo che anche in queste cose la politica dovrebbe darsi una ragione. Io adesso che sono andato in pensione mi sto dedicando a un nuovo partito, cercando di scrivere, di dare delle idee, proprio perché penso che oltre che alla scuola, alla famiglia e, come dicevi prima, agli amici, che è questa triade che forma le persone e che oggi a volte per alcuni punti è un po' in crisi. L'amico è quello con cui parli, non con cui dialoghi via social. L'amico, la famiglia deve essere disponibile non solo per darti i soldi purché tu faccia quello che vuoi, deve avere il coraggio di dire dei no, di indirizzarti, eccetera. Quindi, ma anche la politica deve fare delle scelte, non deve bastare, non deve essere sufficiente proteggere delle rendite di posizione, deve fare delle scelte per far sì che questi ragazzi, che come dicevamo prima, sono in gamba, sono validi, sono motivati, sono brillanti, devono trovare il modo di sviluppare questa loro voglia di crescita, questa loro inclinazione al miglioramento qui in Italia. Quindi sono tante cose, io sono moderatamente ottimista perché credo che queste cose stanno crescendo. Io anche oggi parto per Pescara, ieri venerdì ero a Novara a parlare agli studenti dell'Università di Novara e domani sono a Pescara a parlare di sanità, di invecchiamento.
Bisogna però seminare, bisogna avere il coraggio, come tu dicevi prima, conoscere la storia. C'è qualcuno che si chiede perché il fenomeno Barbero, che in realtà continua a fare podcast di storia, ha milioni di follower, di gente che ascolta lezioni di storia. Perché la gente in realtà, che se ne dica, e tantissimi giovani con loro, ha voglia di cultura, di conoscere i propri rendimenti, però avrebbe anche voglia di essere guidata da persone competenti, da persone che sappiano fare delle scelte, a volte anche coraggiose, non sempre tener buono gli amici degli amici, fare. Bisogna anche scegliere. Bisogna avere anche il coraggio di parlare con qualcuno che ti dice ma secondo me stai dicendo una sciocchezza, in Veneto si direbbe un'altra parola, e ti confronti. Anche qui il confronto è morto, si parla di nascosto, il confronto è vita, il dialogo è vita, e anche se due persone, pure in maniera educata, si confrontano su due argomenti, è vita, perché ne verrà fuori un qualcosa di positivo. La ringrazio per queste parole, ma soprattutto per capire che forse dobbiamo ascoltare di più questi ragazzi. Prima si parlava che non diamo loro la possibilità, ma sono i senior che non riescono a capire di mettersi da parte e di lasciare loro il posto. E là è il grande problema che abbiamo. Questi genitori molte volte che vedono questo figlio, ecco, come un impedimento, un ostacolo, invece che una risorsa. È là il problema grande, lo devono vedere come una risorsa. Anche se sbaglia, deve sbagliare per imparare. Tu sarai al suo fianco, ma deve essere lui dopo alla guida. Non è possibile, come si parlava prima, che a 35 anni non vieni preso in considerazione. Non è possibile, ma non è colpa sua, è là che io mi arrabbio, non è colpa sua. È che questa cultura che abbiamo di portare fino alla fine dei giorni l'attività perché ci sono io, è così. Dopo, per carità, se ci sono famiglie che non sono in grado di avere dei figli che sono veramente pronti per portare l'azienda, è un altro discorso. Ma ad esempio io mi ricordo, ecco, il famoso Del Vecchio, il figlio, quando è andato in televisione, che tutti hanno criticato perché non sapeva comunicare, non sapeva parlare. Invece di guardare quello che riesce a fare questo ragazzo, ecco, questo genitore che aveva capito l'importanza di questo ragazzo, invece noi mettiamo l'etichetta perché uno parla male, senza vedere invece quello che è proprio il succo di questa realtà, di questo uomo che invece, nonostante mille difficoltà, sta cercando di continuare la traccia che ha lasciato il genere. No, perché non sa parlare, non sa dialogare. Poi vorrei capire chi dice questo, vorrei sentire loro parlare. Vede, professore, ecco, il merito, cos'è il merito? A chi va il merito? A quello che la sa raccontare bene ma che razzola male? Perché in Italia funziona così, professore, ma quelli bravi lo vedono, per questo sono arrabbiati, per questo sono chiusi. Io quando ho avuto questa studentessa che mi ha detto, era seduta qua dove è seduto Franco Conte, vedrai Mirella che prima o poi ce la faremo un passetto alla volta avremo noi la palla in mano, un passetto alla volta, ma ce la faremo, perché vuol dire che sono ottimisti. Nonostante tutto sono ottimisti e stanno lavorando su questo, e invece come vengono visti? Che non hanno voglia di fare niente, che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di studiare. Questi sono i messaggi che passano e loro riescono a capirlo, e allora cosa fanno? Si chiudono in se stessi, però stanno lavorando anche per noi, o sbaglio, professor Merigliano? No, Mirella, hai perfettamente ragione. Guarda, io ho talmente ben presente quello che hai appena detto. Io ho stupito molte persone perché nel mio ultimo anno di lavoro, nel 22, ho in qualche maniera, diciamo, avevo già scelto delle persone, avevo individuato le persone giuste per sostituirmi, 2 persone di 50 anni, quindi 20 anni più giovani di me. Io sono andato in pensione, il giorno dopo che sono andato in pensione li ho salutati e li ho lasciati correre da solo. Li avevo aiutati qualche anno prima, li avevo un po' guidati e non è stato facile scegliere, perché sono state 2 persone
che per certi versi mi hanno anche messo un po' alla frusta, perché avevano la voglia di correre, perché avevano la voglia di... Ma quello che io giudico il mio più grande successo è che adesso, quando talvolta torno in ospedale a fare 4 chiacchiere così, mi dicono: ah, sai, il tuo allievo è bravissimo, vedessi come crescono i risultati. Sento la gente di Padova e dice: sai, io se ho bisogno di questa patologia vado da quello ed è una bravissima persona. Ecco, anche qui bisogna avere il coraggio di considerare che uno dei compiti principali del capo è quello di sapere individuare le persone che ti succederanno, che non devono essere tuo figlio, tuo cognato, l'amico dell'amico, ma deve essere il migliore, perché quello che tu devi essere orgoglioso è di scegliere il migliore. E questa diciamo che a volte c'è tanta gente che non sceglie il migliore per paura che gli faccia ombra. Sì. Per paura. Ricordiamoci che professore, mi scusi se la interrompo, questo passaggio che ha fatto lo farò sentire ai politici. Ecco, la paura. Guardi, sai, loro sta frase va benissimo, veramente ricordati che il Mantegna nel 300 si tirò su un giovane di bottega che si chiamava Giotto e che lo surclassò, ma è quello il massimo del tuo orgoglio, deve essere quello di far crescere le persone. Sono meglio di te, ma è un grandissimo orgoglio, non è un'invidia. Ecco, questo ci manca, non solo il concetto del valore, che è importantissimo, come dicevi tu, come dicevano i tuoi colleghi, ma anche l'orgoglio di scegliere il migliore. E se il migliore è più bravo di te, ben venga, hai fatto fare un passo alla società, all'ospedale. Grande professor Merigliano, le voglio bene, professor Merigliano, grande, ha detto una frase, guardi, veramente, altro che la legge uguale per tutti. Questa frase del professor Merigliano dovrebbe essere scritta: il migliore vincerà, questo dovrebbe essere scritto. Pubblicità. Ogni giorno arriva Tagliani e io dico, cara madre, che dovete essere rimasti chiari in Italia. Così scriveva l'8 febbraio 1889 l'emigrante trevigiana Maria Cappellotto da lontano Brasile. Era una delle migliaia di emigranti che la fame, la miseria, le calamità naturali costrinsero a partire in cerca di sopravvivere oltreoceano. Ora ci sono i pronipoti di quei primi emigranti, sono sparsi in tutto il mondo e ogni tanto qualcuno torna alla madre patria rincorrendo il sogno accarezzato dai padri. Ma che cosa trovano? Un mare di difficoltà, ha detto oggi in una conferenza stampa Giuseppe Zanini, presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo, l'unica associazione che ha scelto da anni di lavorare per questo pianeta così eterogeneo e complesso. Nata 13 anni fa, l'associazione ha camminato in fretta, diventando un prezioso punto di riferimento per gli emigranti. 10.000 soci, 60 sezioni all'estero, un giornale con una tiratura di 10.000 copie, un ufficio in piazza Duomo sempre saturo di lavoro. Questa è la scheda dell'associazione che il nuovo presidente cerca di rilanciare offrendole un'impostazione manageriale. Intanto parte dall'informazione. È stato organizzato a tale proposito un convegno a Uderzo per il 27 luglio dove verrà fatto il punto della situazione degli emigrati da un punto di vista socio-economico. Perché questo interesse per l'emigrato? Perché, ha risposto il presidente, noi dobbiamo molto all'immigrazione in quanto ci ha portato dove siamo ora. Ha ricordato che la provincia di Treviso viene considerata tra le più ricche d'Italia e questo soprattutto grazie anche alle commesse che migliaia di emigrati hanno spedito dalle più disparate zone del mondo. Ora è giusto non dimenticare, oggi non esistono più emigranti poveri come un tempo che cercano fortuna all'estero, c'è un fenomeno inverso, un'emigrazione di ritorno che crea problemi enormi. La Regione Veneto ha fatto qualcosa per venire incontro a questi connazionali che tornano, ma è troppo poco. Il resto viene fatto dai volontari dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Aiutateci, ha chiesto il presidente. È un atto di giustizia, crediamo, più che di bontà. Camere di commercio importantissime, mi sembra che si sia perso un po' il percorso, a parte qualche premio che si parlava con Franco Conte, ma una volta era proprio il capofila la Camera di Commercio per far capire l'importanza di questi emigrati nel mondo. Cosa ci dice Conte?
Ho visto che l'intervista a Zanini è del 1986, è un'intervista ancora attuale, perché la situazione che c'era allora trova riscontro a parti ribaltate in quella che è la situazione attuale. Ecco, allora si parlava degli immigranti che hanno portato in patria dei denari. Io dico un'altra cosa e la sottolineo: hanno importato non solo soldi quando sono tornati, ma hanno portato in patria soprattutto esperienze che hanno accumulato all'estero, dal confronto con altre persone, con altre idee, con altre storie di vita. Ecco, moltissimi degli emigranti rientrati sono diventati imprenditori nel nostro territorio. Credo non sia un caso. Credo che sia proprio il frutto delle esperienze che hanno avuto la possibilità di accumulare all'estero durante il periodo di permanenza. Hanno fatto fatica a reintegrarsi quando sono tornati, perché l'Italia negli anni dal 50, 60, 70 ha fatto passi da gigante e quindi si sono trovati a fare di nuovo gli emigranti, però questa volta nella loro patria, ed è stata per loro una cosa drammatica. La Trevigiani nel Mondo ha lavorato allora proprio per favorire il reinserimento. Attualmente abbiamo una realtà diversa e prendendo atto di quella che è la situazione attuale, dove noi non abbiamo la possibilità di reperire tutta la forza lavoro di cui hanno bisogno le nostre aziende, siamo costretti a far venire a lavorare in provincia di Treviso e in Veneto persone da altre realtà, da altri territori. E adesso, umilmente, nel nostro ruolo, stiamo cercando anche di favorire l'integrazione di queste nuove persone che vengono ad abitare nel nostro territorio. Perché? Perché altrimenti sarebbero proprio le nostre aziende che andrebbero in sofferenza. Ecco, noi abbiamo lavorato come scuola e hanno lavorato soprattutto le famiglie con un obiettivo ben preciso, che è stato quello di riscattare il nostro passato. E allora le nostre famiglie, la nostra scuola, cosa hanno fatto per tanti anni? Hanno cercato di far sì che tutti gli studenti avessero dei percorsi di studio per arrivare alla laurea. Però in una società evoluta non c'è bisogno solo di avvocati, di professori, di medici, di ingegneri, ma c'è necessità anche di falegnami, elettricisti, manodopera non qualificata, non specializzata, perché di questo ha necessità il nostro territorio. Noi abbiamo tantissimi lavoratori nel settore dell'edilizia che vengono dai paesi dell'ex Jugoslavia o che vengono dalla Romania e vengono a lavorare in Italia. Qualcuno dice: portano via i posti di lavoro ai nostri. Non è assolutamente vero. Io ricordo sempre una cosa: la provincia di Treviso è tappezzata dappertutto della parola del cartello cercasi. Cerchiamo un po' di qualsiasi tipo di professionalità che non riusciamo ad avere, anche nel campo della sanità, anche nel campo dell'assistenza. Mancano medici, mancano infermieri, mancano i lavoratori delle case di riposo. Siamo costretti a importarli dall'estero. E chiudo con questa considerazione. Ho visto che il coordinatore regionale delle camere di commercio, delle case di riposo, sta facendo il giro per il mondo per cercare addetti che vadano a lavorare nelle nostre case. So che è stato anche in Argentina, spero vada anche in Brasile, perché piuttosto che andare a cercare questi lavoratori in India o in Indocina, credo che ci sarebbe molta più affinità a livello mentale, a livello di lingua, a livello culturale, se fossero discendenti dei nostri emigranti di fine Ottocento che vengono dall'Argentina e dal Brasile piuttosto che dai paesi che ho citato prima. Allora, professor Merigliano, adesso siamo anche curiosi, a casa diranno: ma chi è questo che non la conosce, professor Merigliano? Cosa insegnava all'università? Prego, professore, perché qualcuno sarà anche curioso, no? Prego. Beh, io sono stato un chirurgo, chirurgo generale, si occupava di chirurgia dell'esofago, dello stomaco, del colon, quindi chirurgia gastroenterologica. Ho insegnato per 40 anni chirurgia. Ho finito la mia carriera come direttore della clinica chirurgica, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, quindi ero responsabile, coordinavo tutte le chirurgie dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova.
e dal punto di vista accademico ho finito come presidente della scuola di medicina. Quindi ho avuto una visione, vorrei dire a tutti che la scuola di medicina di Padova ha 10.000 studenti, perché non è solo la scuola per formare i medici, ma è soprattutto per formare tutte quelle figure professionali, le professioni sanitarie, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, eccetera. Allora, professor Merigliano, ci spiega cosa è successo alla sanità, perché io cito molto Tina Anselmi, ma anzi ho avuto anche la nipote diverse volte, dove questa donna aveva capito l'importanza di valorizzare la figura della persona, dell'ammalato, mettendo a disposizione competenza, ecco qua la parola competenza, dove i risultati li vedevamo, eravamo ai primi posti. Qualcuno dice, Conte dice, ecco, non lamentiamoci, ma io direi di vedere anche il rovescio della medaglia. Come mai è successo quello che è successo? Io ho chirurghi che sono preoccupatissimi perché nel futuro c'è un punto di domanda, non abbiamo il ricambio, non abbiamo medici, oppure su certi settori specializzati, non abbiamo infermieri, ma non abbiamo neanche insegnanti. Ecco, l'università numero chiuso. Cosa ci racconta lei? Invece questa donna aveva privilegiato la competenza, lei parlava della persona, non del numero. Mi sembra che ultimamente si parla di numeri, non di persone. Ecco, lei si confrontava ma con persone preparate e si riusciva a trovare poi il nesso e la sanità era migliorata, eravamo veramente i primi in assoluto. Ci spiega cosa è successo nonostante che si dice stiamo bene, vabbè. Prego professore. Ma dunque sono successe tante cose. Allora, la prima cosa sono stati degli errori politici drammatici che per motivi di cassa hanno bloccato il numero chiuso in numeri bassi per molti anni. Adesso negli ultimi 6-7 anni sono stati aumentati il numero degli studenti di medicina. Pensa che l'anno scorso sono stati iscritti a medicina 22.000 studenti e quindi stiamo per arrivare al paradosso che probabilmente tra 2 o 3 anni avremo più medici di quelli che necessitano. E questo è un problema che quindi il problema della carenza di medici è legato a errori di programmazione politica e adesso avremo l'errore opposto perché con questa storia. C'è un altro grosso problema. Negli anni 70 eravamo una popolazione giovane, negli anni 1970. Quindi il famoso discorso l'Anselmi, la Bindi, la legge di riforma ha creato una sanità ospedalocentrica perché si guardava l'ospedale per acuti, perché eravamo dei giovani, perché l'ospedale doveva servire per curare le persone acute, eccetera. Oggi noi assistiamo ad una trasformazione della nostra società. Stiamo diventando una società di persone anziane. Stiamo diventando una società che ha molto più bisogno di una medicina territoriale. Abbiamo più bisogno di persone che vadano ad assistere gli anziani a casa, non ci sono più le famiglie di una volta. Pensa che il 40% delle famiglie in Veneto sopra i 70 anni è fatto da una persona sola, il famoso anziano. In questo poi il nostro amico che è presente in studio ha detto benissimo, noi non abbiamo bisogno solo dei chirurghi alla Barnard, noi abbiamo bisogno anche degli infermieri, degli OS e purtroppo i nostri ragazzi, la nostra popolazione non trova un'adeguata soddisfazione, remunerazione, chiamala come vuoi, e quindi dobbiamo ricorrere alla immigrazione, che però deve essere controllata, deve essere, non dobbiamo dire che tutti gli stranieri sono male. Noi quest'anno continuiamo a diminuire in natalità, cioè facciamo meno figli, continuiamo ad invecchiare e quindi abbiamo bisogno di forze giovani. Visto che sono andato in pensione, sto lavorando col QAM per supportare una scuola di medicina in Mozambico e andando in Mozambico ti rendi conto che il 50% della popolazione, sono i 30 milioni, ha meno di 32 anni.
Cioè è una nazione di ragazzini, di ragazzi. E quindi è un mondo che cambia. E ancora una volta i politici dovrebbero guardare ai dati, non all'ideologia. Ma quando ha ragione il tuo ospite, quando la guerra agli immigrati ci portano via, ma che cosa portano via il posto di lavoro? Provate ad andare nelle aziende del Vicentino, del Trevigiano a vedere che cercano disperatamente operai, metalmeccanici, magazzinieri, saldatori. Non ci sono ragazzi o persone che vogliono fare il saldatore. E nelle aziende metalmeccaniche, nelle costruzioni navali, il saldatore è una posizione. Quindi bisogna studiare, forse Mirella sarebbe interessante fare una trasmissione proprio su questa evoluzione della demografia, sui nuovi bisogni. L'intelligenza artificiale sì, ti fa l'autodiagnosi, ma come dicevi tu, c'è bisogno della persona. La prima medicina è l'empatia, è il rapporto medico-paziente, infermiere-paziente. Allora le faccio vedere un servizio, vediamo se riescono a trovarlo in regia, dello sgombero qui del Dal Negro e soprattutto quello davanti alla prefettura di questi ragazzi. Vorrei farlo vedere anche a Franco Conte perché non tornano i conti, professor Merigliano, nel senso che io quasi tutte le mattine sto cercando di fare quello che dice lei, capire che abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di lavorare. Io le incontro, ecco, l'ho fatto anche vedere a proposito di saldatore, questo ragazzo di colore. Quando io sono andata a trovarlo, perché ogni tanto li vado anche a trovare, porto loro anche qualcosa da mangiare, ad esempio frutta, e loro mangiano tanta frutta, gli dico, ma cosa perché la prima cosa che mi chiedo è fammi lavorare. Perfetto. Allora dico, cosa sai fare? Il saldatore. Allora lo racconto tutte le mattine, professore, chissà che qualcuno apra le orecchie. Come il saldatore, dico io. Ma hai fatto la richiesta? Sì, ho cercato, ho mandato anche mail e non ti ha risposto nessuno? No. Come non ti ha risposto? Ma se tutti cercano saldatore, ma sei sicuro di saper fare il saldatore? Questo sapeva 3 lingue, professore, 3, no 1. E nessuno rispondeva, finché mi sono stancata e sono venuta in trasmissione e ho raccontato questa storia a un addetto ai lavori, che ce l'avevo. E avevo anche la mail, professore. Allora, la prima cosa che mi ha detto no, non è vero, non è mai arrivata. Allora ho preso la mail e ho detto eccola qua, perché bisogna far così, non c'è niente da fare, bisogna far così, bisogna farci sbattere il naso a qualcuno. Allora il ragazzo ha trovato lavoro. Ma quello che ho faticato è perché mancava il colore. Cioè che adesso se hai il colore giusto ti fanno lavorare, che vuol dire tutti i documenti, una caterba di burocrazia, di lungaggini. Ma insomma, bene o male sono riuscita. Ma io devo fare questo, professore? Ma io devo portare davanti alle telecamere questo esempio per far capire che le persone che vogliono lavorare le abbiamo. Certo che ci sono i spacciatori, certo che ci sono i delinquenti, ma cominciamo a scremare e vedere chi ha voglia di lavorare, di integrarsi e farli lavorare. Perché non è vero che non li abbiamo, il problema è che non vogliono, perché il sistema va bene così, professor Merigliano, uno contro l'altro. E soprattutto questi diversamente giovani, quasi tutti, molti, che vedono queste persone diverse come un problema, la paura, non come una risorsa. E là il grande problema, sono riusciti a fare questo. Quelli che sono immigrati, che hanno avuto anche veramente nella loro storia, questa storia che abbiamo raccontato, non vogliono vedere queste persone. Hanno paura, sono tutti delinquenti, spacciatori, stupratori, perché questo messaggio è passato. Guardiamo questo servizio fuori dalla prefettura, fuori dalla prefettura. C'è un mio amico che ha problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene. Lui sempre ha male, perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare. Non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Park Dal Negro e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro.
prima mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttato via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone, c'è anche Gaia Righi. Allora, professor Merigliano, poi sentiamo anche Franco Conte, poi vi saluto. Cosa dice quando la Mirella si arrabbia che vedo queste situazioni? E allora dico, allora vuol dire che questo sistema va bene così, non che non possiamo trovare forza lavoro, non vogliamo questa forza lavoro. Questa forza lavoro fa paura, toglie il posto ai nostri, ecco, non pagano le tasse, li curiamo noi gratis. Professor Merigliano. Hai perfettamente ragione, Mirella. Il nodo è proprio il nodo politico che fa comodo a tante persone tenere queste persone in questa situazione. E invece bisognerebbe avere il coraggio di dire chi ha diritto o chi si integra ha in tempi rapidi ed accettabili un permesso di soggiorno, perché senza permesso di soggiorno non puoi lavorare. Chi non si integra, non sa la lingua, giustamente va riportato a casa sua. Però mantenerli o ci vogliono un anno per avere un permesso di soggiorno, per fare i documenti, questo è il vero problema. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che, primo, un'immigrazione corretta ci serve perché siamo in crisi con una quantità enorme di lavoro. Due, che però la politica deve dare una decisione, non di tipo ideologico, come dici tu, di paura, di stimolare la paura perché fa comodo. Noi dobbiamo dire il buono va tenuto e va integrato, come hanno fatto i nostri immigrati negli anni dell'800 che arrivavano a New York. Erano tutti mafiosi, venivano tutti messi in galera, eccetera. No, anche lì c'erano i cattivi e i buoni. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di guardare queste cose con trasparenza. Quelli che sono buoni, che hanno voglia di integrarsi, che sanno una professione, che conoscono la lingua, gli va dato un permesso di soggiorno. Vanno puniti se sbagliano e vanno quindi mandati via. Ma non si deve usare il diverso, che poi il diverso è il colore, ma poi il diverso è anche l'handicappato, poi il diverso, la paura del diverso, e magari viene anche esacerbata da alcune forze politiche. Dobbiamo ritornare e intanto a ricordarci che noi siamo stati emigranti per secoli, come diceva il tuo ospite, che abbiamo avuto milioni di immigrati. Dovremmo avere una cultura dell'immigrato, che vuol dire scegliere il buono, integrarlo, far sì che rispetti la nostra cultura e le nostre leggi, e prendere i cattivi, che siano italiani o immigrati. Il cattivo va eliminato, ma il buono va valorizzato. Grazie professor Merigliano, veramente bisognerà pure che qualcosa si muova, così non si può continuare. Pensi che io domani dovevo avere un parroco molto vicino e con una sensibilità incredibile, è stato ricoverato in ospedale perché vedendo queste immagini che abbiamo mandato in onda si è sentito male. È di una sensibilità unica, è uno che cerca anche lui di far capire l'importanza dell'accoglienza, però anche lui fa molta fatica. Capisce come siamo presi, professor Merigliano? Anzi, ecco, un abbraccio a questo don, veramente Mirella è molto sensibile con questa persona che dice sempre a Mirella: non ci siamo proprio, Mirella, non ci siamo. Non ci siamo, gli stessi preti hanno paura di accogliere, basta vedere, perché hanno paura dei cittadini contrari, perché questa è la verità, ecco, di creare un problema all'interno della parrocchia. Perciò noi abbiamo celle vuote di preti, di suore, di frati, con bagni, con tutto, però l'accoglienza è un'altra cosa. Non so se abbiamo il servizio invece
che Don Kirchner, che io ho avuto ospite, questo invece parroco che accoglie, che è andato con loro sotto i ponti a dormire per far capire l'importanza di trovare una soluzione, che così non si può andare avanti. Chi sbaglia paga, ma chi vuole integrarsi dobbiamo iniziare ad accogliere, non c'è niente da fare. Ecco, e penso che le parole di Papa Francesco e anche di Papa Leone XIV, che si è messo di traverso anche con Trump, dicano la stessa cosa: pace e misericordia. Franco Conte. Ma condivido in toto quello che ha detto il professor Merigliano. Indubbiamente dobbiamo prendere atto di quella che è la realtà attuale. Io adesso non so esattamente là al Parco del Negro, probabilmente ci saranno state condizioni di tipo igienico-sanitario che hanno giustificato lo sgombero, però credo che nel momento in cui si programma lo sgombero debba essere programmata anche la soluzione a quel problema. Fermo Conte, perché abbiamo Lorenza. Scusami Lorenza, ma volevo finire il discorso. Vai Lorenza. Buongiorno Mirella e ai suoi ospiti, volevo fare due piccoli appunti. Prego, prego. Il primo è il discorso che ormai purtroppo gli anni 70 sono volati e siamo diventati anziani. Il discorso della sanità purtroppo ce la siamo battuta fra i denti ancora 15 anni fa, quando hanno fatto chiuso anche le facoltà di medicina. E adesso ci troviamo in una difficoltà enorme. Io voglio un appuntino dire questo: io mi sto curando la maculopatia da 5 anni e ho 74 anni. Ti dicono genetica, ti dicono che è il sole, ti dicono, cioè ogni volta c'è sempre una cosa diversa l'una dall'altra. Però io vedo questi medici giovani, ci sono dei bravi, ci sono quelli che mi hanno fatto una tumefazione questa settimana che non mi era mai successa, chiaramente, che sono davanti con un occhio, e parlare con un medico è come parlare con... No, Gesù si fa prima, con Gesù Cristo si fa prima. Comunque non importa. Per quanto riguarda le integrazioni, è vero che bisogna anche vedere, era la settimana scorsa che avevo fatto un appunto, che avevo denunciato appunto i spacciatori a fianco all'asilo della scuola materna, però vedo anche che ci sarebbe bisogno anche educare questi ragazzi che vengono da fuori, perché chiaramente siamo stati grandi immigranti anche noi, grandi, però in mezzo a quel branco, chiamalo branco, un gruppo di persone, meglio ancora perché è più umano, bisogna educarli anche sull'igiene, sull'educazione civica, cioè piano piano, ci vorrebbe delle strutture anche in questo settore, perché il degrado lo vedi perché chiaramente vai fuori, all'angolo ci sono materassi, escrementi, compagnia bella, non va bene. Cioè, le strutture nostre italiane sono molto carenti rispetto ho avuto fortuna di andare in Spagna, ho avuto fortuna di andare nei Paesi Bassi, nei Paesi Bassi sono rigorosi e lì il degrado proprio non c'è. Quello che mi domando, basterebbe delle strutture quando arrivano, chiaramente anche per il discorso della cittadinanza e tutto il resto, che ne consegue per integrare, però Mirella, so anche dell'amare, che ci sono gente che non vuole integrarsi. E questo abbiamo detto prima, Lorenza, che bisogna scremare e capire chi ha voglia di integrare. Devo chiudere, Lorenza, perché ho straforato un altro ospite che sta sperando. Ti ringrazio, scusami se ti ho fatto aspettare. Professor Merigliano, come ci saluta? Vi saluto come sempre, buona giornata a tutti. Speriamo, Mirella, di aver seminato qualche informazione giusta, qualche idea giusta, e ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie. Mentre spero che Franco Conte rimanga ancora un po' con noi, perché c'è un'altra persona che volevo far interloquire. Grazie professor Merigliano, buon lavoro, anche se è in pensione, so che ne fa tanto, e poi sentiremo le novità più avanti. Grazie, grazie. Pubblicità. E saluto Sofia Secco, scrittrice. Parleremo di libri che ha scritto. Grazie Sofia, veramente grazie di essere qui, sulle donne vittime di violenza. Ringrazio anche la dottoressa Katia Morellato,
che sa di cosa parleremo questa mattina, con chi parleremo e cosa ci racconterà di questa medica per codice rosa della Marca Trevigiana. È una dottoressa che è sul pezzo da anni, fortunatamente questa volta abbiamo la competenza, ecco, nel posto giusto. Glielo faccio io i complimenti, dottoressa Morellato, perché quando ci vuole, perché veramente l'importanza è capire la professionalità e la competenza con le persone che dovremmo parleremo in futuro, e soprattutto capire cosa si può fare, che è l'ascolto, che è fondamentale, che poi magari Sofia ci racconterà quanto è importante avere l'ascolto fin da subito quando sei vittima di violenza. Allora vediamo questo libro, questa copertina, vediamo queste immagini. Allora Sofia, cosa ci racconti? Questo è il mio ultimo libro. Che questo libro non tratta di parità di genere, violenza di genere, ma parla di inclusione, parla del genocidio ed è la seconda guerra mondiale rivisitata in chiave moderna, è un distopico e ho iniziato a scriverlo poco prima dell'attentato del 7 ottobre ed è diventato estremamente attuale, quindi se si è interessati all'argomento invito a leggerlo. Sofia, come mai hai deciso, dopo aver scritto, vediamo anche altre immagini degli altri libri, ecco, questi libri che trattavano proprio sempre di violenza sulla persona femminile, ma sempre di violenza, tu hai iniziato a scrivere. Ecco, spieghiamo anche chi sei e perché hai iniziato a scrivere questi libri e raccontare la tua storia. Prego. Io ho iniziato a scrivere perché sono stata vittima di violenza, infatti è uno dei motivi per cui ho cambiato nome. Infatti nel mio libro troverete ancora il nome vecchio, Maria Dolores, io ho fatto il cambio nome adesso in Sofia. E io parlo di violenza di genere perché è un argomento che mi tocca personalmente, ma tutte quelle che sono le violenze in genere, quando c'è un potere che schiaccia l'altro, è sempre una cosa che mi ha fatto estremamente male, mi crea proprio un disagio interiore. Quindi ho voluto mettere su carta, in qualche maniera contribuire nell'informazione e nell'aiutare il prossimo anche con la scrittura, che è un metodo secondo me formidabile che può arrivare bene alle persone. Senti Sofia, però è difficile capire cosa sta succedendo. Tutti i giorni queste donne vittime di violenza da parte di ex mariti, fidanzati, l'età non conta perché abbiamo dai 20 anni in su a 70 anche arriviamo. Ecco, come vedi questa situazione? Ecco, più se ne parla più vittime abbiamo, non riusciamo più a capire. Prego. In realtà secondo me non è vero che più se ne parla più vittime abbiamo, semplicemente abbiamo acceso i riflettori su un problema che c'è sempre stato, è sempre stato molto importante, però adesso non è più accettato. Per cui prima era accettato, c'era il delitto d'onore fino a neanche 50 anni fa, fino al 1975 una donna non poteva aprirsi un conto corrente proprio, per cui se pensiamo di base c'è sempre stato il problema, è che adesso stiamo un po' mettendo in luce quanto sia sbagliato e quindi quello che adesso non è più accettato, ciò che prima era considerato accettabile, e ci indigniamo e sembra che ci siano molti più casi. In realtà i casi ci sono sempre stati, è sempre stato molto dilagante la violenza di genere e la violenza sulle donne. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Katia Morellato, ecco, che di questi temi lei si scontra tutti i giorni. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti e allo studio e grazie per l'invito, Mirella. Sì, concordo e confermo quanto ha detto Sofia, mi permetto di darle del tu. Scusa Sofia e grazie per la tua testimonianza. Confermo quanto ha riportato lei e anche i dati Istat ci dicono che purtroppo non è in calo il numero delle donne che sono vittime di violenza, anzi c'è un aumento costante delle donne che denunciano perché c'è stata maggiore informazione, maggiore sensibilizzazione
La cosa che preoccupa è che è un numero crescente però anche quello delle giovani donne, perché purtroppo la violenza colpisce le donne a tutte le età e in particolare ultimamente dai 14 ai 25 anni c'è stato un aumento non solo delle violenze fisiche e psicologiche, ma anche degli episodi di violenza sessuale e di stupro, anche stupri di gruppo. E questa è una cosa preoccupante. È preoccupante perché purtroppo questo dimostra che la società non sta facendo passi avanti, nonostante le leggi, nonostante il fatto che ci siano anche delle... l'Italia abbia legiferato in maniera importante negli anni. Purtroppo poi alcune leggi alcune volte non vengono applicate in maniera coerente, ma soprattutto non c'è un cambio culturale. Ecco, le leggi non sempre anticipano a volte o seguono i cambiamenti culturali. Nel caso della violenza contro le donne purtroppo questa cosa non è avvenuta e lo dimostra anche il fatto che è uscita recentemente un'indagine sulla CNN che ha dimostrato che quasi 70 milioni, va dai 62 ai 80 milioni di uomini hanno avuto accesso a questa che si chiama un'academy per imparare come utilizzare delle sostanze per stordire le proprie mogli, fidanzate, amiche e poi stuprarle, oppure farle stuprare ad amici, come il caso della Pericot in Francia. Ecco, questa è una cosa che secondo me deve farci riflettere anche sulla necessità di introdurre all'interno delle scuole l'educazione sessuaffettiva a partire dalle generazioni più giovani, perché si comincia dai primi anni di vita a imparare al rispetto dell'altro da me e a imparare che cosa significa anche non usare violenza di nessun tipo, dalla fisica, che quella è proprio più facile da identificare, ma soprattutto quella psicologica, poi quella economica e quella insomma sessuale, che purtroppo sono ancora troppo comuni. Grazie dottoressa. Ecco, io ho cercato anche di far rimanere un pochino anche Franco Conte, perché vorrei sentire anche questa figura maschile, era anche un insegnante Franco Conte, e soprattutto capire da uomo cosa sta succedendo. Forse dovete anche voi come figura maschile mettervi in gioco, non c'è niente da fare, noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tanto, siamo sempre in prima linea, però abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, perché sono convinta che anche voi dovete fare di più la vostra parte, perché i numeri sono veramente terrificanti. Cosa ne pensa Franco Conte? Beh, non è un problema che interessa le donne, è un problema che interessa le donne e gli uomini, perché la donna subisce la violenza, l'uomo è quello che la fa. Ecco, quindi c'è questa situazione su cui bisogna lavorare. Io fra l'altro, al di là di aver avuto un ruolo a livello scolastico, ho anche fatto parte, quando ero senatore, della commissione contro la violenza di genere, sui femminicidi. Sono emerse tantissime situazioni allora e pensavo che quello fosse l'apice, e invece a distanza di 10 anni devo dire che continua la situazione, forse in maniera molto più importante da un punto di vista numerico e forse anche molto più violenta rispetto a quella che avevamo verificato allora. Non è un problema semplice, perché non è sufficiente, secondo me, agire colpendo chi esercita la violenza. Bisogna evitare che la violenza venga fatta. Quindi bisogna fare un lavoro di educazione nei confronti delle persone, dell'uomo soprattutto, ma anche della donna, perché probabilmente saltano dei meccanismi a livello della coppia per cui si innescano queste situazioni così violente. Bisogna fare questo lavoro di prevenzione e di educazione, che non è semplice, perché bisogna far cambiare l'atteggiamento alle persone, e non è ottenibile il cambiamento di mentalità in tempi brevi. Purtroppo bisognerà lavorare nei prossimi anni, partendo fin dalle persone giovani, io direi fin dai bambini delle scuole elementari, passando attraverso le scuole primarie e le scuole secondarie. È un lavoro che è necessario fare, è necessario farlo nella società in termini più ampi. Bisogna anche agire nei confronti delle donne, che molto spesso tacciono gli episodi di violenza, perché hanno paura, perché si vergognano, perché l'episodio di violenza vuol dire riconoscere che c'è stato un fallimento in un progetto di vita comune. Quindi è una situazione complessa su cui sono convinto appunto che non sia semplice trovare una soluzione. Allora, nell'immediato bisogna reprimere.
Per avere il risultato nel tempo bisogna cercare di educare. Allora, prima di salutarlo sentiamo cosa ne pensa Sofia Secco alle parole di Franco Conte e anche la dottoressa Katia Morelato. Inizia Sofia, prego. No, io sono d'accordo con le parole di Marco. Secondo me non solo alle elementari, bisognerebbe iniziare educazione affettiva già all'asilo, perché veramente c'è proprio un degrado, cioè i casi aumentano. Però ecco, io quando parlo, faccio divulgazione, attivismo, mi capita spesso di scontrarmi con uomini che mi dicono ma anche noi. Sì, è vero, anche gli uomini sono vittime di violenza, però non è sistemico quanto le donne. E mi sembra sempre che ci sia un bisogno di spostare il focus per delegittimare la battaglia. A me piacerebbe veramente, come ha detto il signor Conte, che veramente gli uomini si unissero alle donne per combattere questa battaglia, perché io che sono femminista ci tengo ai diritti degli uomini come a quelli delle donne, perché per me siamo esseri umani uguali, paritari, per cui veramente mi piacerebbe vedere molti più uomini sostenere la battaglia delle donne. Sentiamo la dottoressa Morelato, prego dottoressa Morelato. Sì, concordo con quanto ha detto ed è quello che avevo detto anch'io, insomma, ha ribadito il concetto che bisogna partire dall'educazione. Reprimere ha poca efficacia, l'abbiamo visto, perché i femminicidi sono leggermente calati ma nel tempo sono quasi rimasti costanti, quindi non è la repressione mettere in galera l'autore di violenza che riduce le morti delle donne o le violenze che spesso vengono perpetuate all'interno delle mura domestiche soprattutto, perché non è solo al di fuori che capitano queste, ma l'85% avviene all'interno delle mura domestiche, quindi bisogna partire proprio, come si diceva adesso, dall'educazione dai bambini, anzi io partirei proprio anche prima, quando le coppie si formano, quando vanno a fare i percorsi prematrimoniali, quelli che si sposano, ma anche prima, per insegnare a tutte le persone, uomini e donne, ovviamente il rispetto dell'altro. Ma in attesa che si avveri questo, se si avvererà, cosa facciamo di quelli che veramente usufruiscono dei benefici anche incredibili a mio avviso, e queste donne continuano ad aver paura perché non c'è la sicurezza dopo la panchina, dopo l'accoglienza in queste comunità. Questa donna che ha paura che lui esca dal carcere, ha paura che lui esca dai domiciliari, come succede naturalmente, addirittura riescono a dribblare anche il braccialetto elettronico perché sono riusciti a fare anche questo. Allora, in attesa che questo bambino o bambina cresca nel rispetto della persona, cosa facciamo? Abbiamo delle leggi, Conte, secondo lei, uomo, che permettono la sicurezza della donna, oppure siamo ancora con queste comunità che le accolgono, ancora la donna che deve lasciare la propria casa invece che l'uomo che se ne sta tranquillamente nella sua casa? Questa donna deve rivedere tutto il suo percorso, andare via con i figli, con le poche cose che riesce a portare via, e soprattutto non è ancora mai sicura. Prego. Beh, negli ultimi anni dobbiamo riconoscere che c'è stato un inasprimento delle leggi per quanto riguarda il colpire le persone autori della violenza. In un secondo aspetto c'è stato anche qualche maggior grado di protezione nei confronti della donna. Però guardate che in Italia ci sono tante leggi in tutti i settori, però ci sono tantissime persone che trasgrediscono le leggi, cioè le leggi non sono sufficienti. Per quanto si inasprisca, e questo dovrebbe servire come deterrente, e per quanto si esercitano delle azioni di tutela, c'è sempre qualcuno che riuscirà comunque a esercitare la violenza. La capacità di ascolto delle persone che la subiscono trova il limite nel fatto che molto spesso sono le persone stesse che non parlano dei loro problemi, delle loro difficoltà. Quindi anche nei confronti della persona, uomo o donna che sia, che subisce la violenza, bisogna fare un'azione di educazione nel far sì che questi episodi vengano portati alla luce, perché se vengono portati alla luce si possono cercare delle soluzioni per uscirne, altrimenti no. E dopo c'è un aspetto fondamentale, è stato citato di sfuggita prima. Ecco, bisogna educare maggiormente le persone al rispetto dell'altro, non tanto del diverso, ma al rispetto delle altre persone, perché possono essere anche persone che non hanno handicap, che non sono di una etnia diversa, sono
persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono persone con cui si vive quotidianamente insieme, però se vi è meno il rispetto dell'altro, a prescindere da chi sia, corriamo fortemente il rischio. Allora io ringrazio Franco Conte, Presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, di essere stato con noi. Grazie veramente Presidente Grazie a voi Conte. e buona giornata. E andiamo a vedere cosa ha detto il Presidente della Regione Alberto Stefani proprio su violenza di genere. Bisogna anche porsi una domanda su questi dispositivi tecnologici che troppo spesso non funzionano, e non è ammissibile che una donna sia vittima di violenza e possa essere uccisa a causa anche di dispositivi tecnologici che non funzionano e non le permettono di poter essere protetta adeguatamente. Non può non partire dai fatti di Castelnuovo del Garda con il femminicidio di Jessica Stapazzollo il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani nell'affrontare il tema attuale quanto drammatico della violenza di genere. Del resto, oltre all'orrore della mattanza della 33enne, ci sono gli interrogativi su quel braccialetto elettronico di cui il killer si era liberato nonostante l'obbligo a indossarlo, un copione che si sta ripetendo troppo spesso anche in altri femminicidi in tutta la penisola. Un monitoraggio tecnico e soprattutto nel caso anche aggiornare la tecnologia. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, e queste cose non possono più essere ammissibili. Più in generale c'è la lotta alla violenza sulle donne, con il candidato presidente che la mette tra le priorità la Regione del Resto ha competenze specifiche ed esclusive sia sul fronte sociale che sanitario. Potenziare le strutture e gli operatori, quindi garantire la maggiore assistenza possibile, perché molte volte i problemi relativi alla violenza di genere non emergono proprio a causa dell'incapacità o dell'impossibilità di denunciare, e questo è assolutamente fondamentale. Per questo garantire delle strutture che forniscano protezione alla vittima di violenza e possano aiutarla poi nel processo di ricostruzione di una vita e eventualmente anche di denuncia dell'aggressore. Assolutamente fondamentale mettere in rete tutte le strutture e le associazioni che possono contribuire a questo fine, e bisogna già ricordare che la Regione Veneto ha già fatto tanto, bisogna proseguire lungo questa strada. Allora, dottoressa Morellato, come commenta le parole del Presidente Alberto Stefani? Prego. Commento che la Regione Veneto ha fatto tanto, lo confermo. Io sono stata componente del tavolo regionale per 2 mandati, adesso è scaduto il tavolo e verrà rieletto, adesso non so se farò parte nuovamente, ma la Regione Veneto, per quanto riguarda la formazione degli operatori, non solo del personale, non parlo solo del personale sanitario, ma in generale, forze dell'ordine, collaborazione con i centri antiviolenza, quindi con le psicologhe, le operatrici dei centri, con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, con gli avvocati, i magistrati, psicologhe e quant'altro, ha speso 1.350.000 euro, e dal 2018 a giugno 2025 è stata fatta una formazione a tappeto, con anche possibilità di avere dei crediti formativi per il personale sanitario che partecipava alla formazione. Quindi il fatto che noi siamo stati educati, parlo personale sanitario, a riconoscere donne vittime di violenza è stato un passo molto importante, perché fino a qualche anno fa, e parlo del 2014, cioè quando era appena stata ratificata dall'Italia, l'anno prima, insomma, la Convenzione di Istanbul, il personale sanitario solo raramente e a spot si formava sull'argomento. È stata fatta questa formazione e dobbiamo dire che, per esempio, nella mia azienda sanitaria, parlo della Marca Trevigiana numero 2, abbiamo visto un miglioramento del nostro modo di approcciare le donne e di accogliere. Adesso vedete dietro di me queste immagini di questi volti femminili. Io sono adesso in pronto soccorso perché sono smonto notte, sono qua da ieri sera alle 8 e ho finito un po' tardi, quindi non sono riuscita ad andare a casa, ma questa è la stanza, una delle stanze rosa che la nostra azienda ha predisposto per accogliere le donne in un ambiente un po' più diciamo accogliente, scusate non viene il termine corretto perché sono un po' stanca, ma un ambiente meno asettico, ecco, rispetto a un ambulatorio tipico dei pronto soccorsi, perché la donna possa trovare un momento di pace e serenità
e possa anche aprirsi, perché non sempre le donne che sono vittime di violenza arrivano dicendocelo, non sempre lo riconoscono lo stesso di essere vittime. La violenza psicologica e quella economica, per esempio, sono due forme di violenza che la donna difficilmente riconosce subito, se non le viene fatto capire che quello che sta subendo è una forma di violenza, non è solo lui ha quel carattere, lui poverino è stanco, lui poverino è depresso e quindi reagisce male. Ecco, bisogna che, come diceva prima il dottor Conte, venga insegnata anche alla donna che quello che sta subendo è una delle diverse forme di violenza della quale purtroppo può essere vittima. E confermo quando... Vediamo se è bloccata, vediamo se riprende. No? Allora andiamo da Sofia. Sofia, come commenti in attesa che riprenda la dottoressa Morellato le parole che hai sentito? Prego. Allora, io sono d'accordo con la dottoressa e elogio il lavoro che è stato fatto in provincia di Treviso per quanto riguarda l'ambito ospedaliero, però da un'altra parte a me fa tanta rabbia che ancora si insiste sulla formazione e bisogna che le donne capiscano che devono denunciare. Cioè è vero, le donne devono denunciare, ma le donne lo sanno che al primo schiaffo bisognerebbe scappare. Il problema è che non è automatico. Purtroppo quando succedono queste cose molto probabilmente dietro ci sono delle manipolazioni importanti, comunque c'è una dipendenza affettiva, quindi le donne vanno accompagnate nelle dovute maniere e purtroppo a livello legale, a livello di leggi e di attuazioni delle leggi, purtroppo siamo ancora molto carenti. Cioè ci sono persone che non si fanno un giorno nonostante il codice rosso, un giorno che paghino per quello che hanno fatto, per cui a me provoca ancora molta rabbia. Vediamo se abbiamo ripreso con la dottoressa Morellato. No, allora andiamo a vedere un servizio in attesa del collegamento, andiamo a vedere convegno violenza di genere, andiamo a Venezia. Sono 455 le donne che nel 2025 si sono rivolte al centro antiviolenza di Venezia. Nel 2024 erano state 426, una variazione del 7% che va letta non come un aumento della violenza quanto di un aumento della consapevolezza delle donne nei confronti della violenza di genere. I numeri sono in aumento, ma questo ci fa capire come non ci sia tanto un aumento del fenomeno quanto un'emersione del fenomeno, pertanto anche tutte le campagne di sensibilizzazione, le attività di prevenzione che abbiamo proposto insieme al centro in questi anni stanno avendo la loro efficacia. L'obiettivo è proprio quello di arrivare alle donne a far sì che chiedano aiuto. Al Centro Culturale Candiani di Mestre l'incontro con le istituzioni promosso da Pianeta Sindacale Carabinieri per parlare di violenza di genere, dalla segnalazione del pericolo agli aspetti normativi del Codice Rosso passando alle sue applicazioni. Un'occasione per diffondere la cultura del rispetto, sensibilizzare e promuovere consapevolezza. È fondamentale quel patto di corresponsabilità che vediamo qui oggi, che raccoglie voci diverse, la famiglia, la scuola, la società civile, le forze dell'ordine, il sindacato e naturalmente la politica. Una commissione che oggi parla con 17 punti d'inchiesta, 2 già approvati, la ricognizione normativa agli orfani, e 3 in approvazione nei prossimi mesi, quindi gennaio-febbraio. Parleremo di violenza economica, di diritto comparato, di braccialetti elettronici e di violenza online. Dall'onorevole l'espressione di Camera e Senato di continuare insieme senza distinzioni di colore politico la lotta alla violenza agendo in rete, puntando sulla prevenzione, tema quest'ultimo fulcro dell'incontro. Noi siamo formati a comprendere bene quali siano le dinamiche per le quali attivare le procedure del Codice Rosso. Infatti quello che noi come Pianeta Sindacale Carabinieri diciamo alle parti governative in tutte le occasioni è quello che noi abbiamo bisogno di risorse umane, uomini e donne, perché è la prevenzione e la presenza sul territorio che ci consente di essere proprio quella che è l'aspettativa di tutti i cittadini, di garantire la tutela dell'ordine e la sicurezza. Maurizio, sai che ti ho pensato e hai chiamato, è una roba, ho detto adesso chiamerà Maurizio. Ciao Maurizio caro. Oh Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, innanzitutto voglio dire una cosa importante, se la dottoressa mi ascolta. Ecco, allora, dottoressa, purtroppo i casi sono in aumento, ha ragione
per quanto riguarda femminicidi e queste cose del genere, e anche diciamo che ne so, gli uomini che praticamente sì, stalking, roba di questo genere. Allora, per quanto riguarda di quella signora che praticamente è stata picchiata dal marito, questo è stato messo in galera e tutto quanto, adesso questo signore è a casa agli arresti domiciliari, ok? Col braccialetto. Allora, col braccialetto questo signore lo può anche tagliare e buttarlo via, ok? Allora, dovete battervi per la pena certa, questa è la motivazione, perché sennò parliamo del nulla ogni volta. Queste persone devono stare in galera, ok? Devono beccarsi la pena che gli aspetta. Non può stare a casa ai domiciliari e la signora domani mattina magari se lo trova davanti al viso andando a fare la spesa. Ma dove siamo arrivati? Cioè, i giudici devono capire che queste persone devono stare lì dentro. Punto, fine, chiuso, inutile dopo mandarli fuori, ok? Continuare con queste situazioni, perché è un cane che si morde la coda, sto vedendo io, come adesso stanno aumentando i ragazzi che danno una coltellata o spaccano una bottiglia sulla testa a un signore in bar che dice per cortesia state calmi, non fate casino. Ecco, allora dove siamo arrivati? È un Far West qua, non si capisce più niente. Comunque, per quanto riguarda le donne, dovete battervi per la pena certa. Buona giornata e attendo vostre risposte, grazie. Abbiamo sentito Maurizio da Conserve, prego dottoressa Morellato. Ecco, scusate che ogni tanto cade la linea, ma qua dentro prende poco. Allora, le pene certe sono d'accordo anch'io. Ricordo che le leggi le fa il Parlamento e i giudici e i magistrati le applicano. In Italia esiste l'innocenza fino a prova contraria e anche quando uno è colpevole esiste tutta una serie di attenuanti che poi vengono portate avanti, per cui molto spesso la violenza domestica viene ridotta veramente con una pena irrisoria. Ecco. Il fatto che esista anche la possibilità di far fare a questi uomini dei percorsi di consapevolezza del loro agito è importante, perché ci sono i centri di ascolto uomini autori di violenza che aiutano questi uomini a cercare di comprendere il perché delle loro azioni e cercare anche di modificare i loro agiti. Ricordiamo che la responsabilità della violenza è di chi la agisce, ovviamente, non della donna che la subisce. Le donne sanno bene come devono comportarsi, purtroppo non sempre le donne denunciano, e questo è un altro dato, nonostante l'aumento delle leggi, il miglioramento delle leggi, il rafforzamento delle leggi, il fatto che i centri di violenza siano anche aumentati, siano più diffusi, purtroppo rimane costante il dato che solo un 10% delle donne poi sporge effettivamente querela. E questo perché? Perché hanno paura, come diceva il signore, hanno paura che poi purtroppo l'uomo torni ad agire violento nei loro confronti. Questa cosa non è che dipenda da noi donne, la certezza della pena sarebbe auspicabile in qualsiasi forma di reato che viene commesso, dall'omicidio di un'altra persona al femminicidio stesso, che sappiamo è l'omicidio della donna in quanto donna, ma purtroppo questo non dipende da noi, dipende da persone che ci governano e che determinano la legge. In Italia abbiamo un sistema che è garantista, giustamente, e che bisogna anche salvaguardare, perché è importante. Il Far West è tutta una forma di educazione, anche lì. Il fatto che ci siano molti ragazzi, ragazze, anche ragazze a volte, che agiscono bullismo, che diventano violenti e quant'altro, è a volte una forma per richiamare l'attenzione, è una richiesta di aiuto. Dobbiamo imparare ad ascoltarli i giovani, non solo a condannarli, ad ascoltarli ed accoglierli per capire qual è il problema. Proprio questa notte, per farvi un esempio, ho avuto 2 casi, un ragazzo aggredito perché il fidanzato di un'altra si era presa con lui, gli ha rotto la testa, e la ragazza che è stata vittima di violenza fisica, psicologica, economica e stalking, ok? Quindi li ho avuti tutti quanti questa notte per dire in pronto soccorso, e in pronto soccorso vi assicuro che ne capitano ogni giorno di queste forme di violenza. I carabinieri praticamente hanno anche loro la stazione qua dentro con noi, perché ci aiutano anche a difenderci. Molto spesso le violenze sono anche a carico del personale sanitario che cerca di aiutare le persone che stanno male.
non se ne verrà mai fuori, e questa è la mia opinione personale, ma credo che sia condivisa anche da altri, finché non ci sarà la consapevolezza che la cultura è l'unico modo per poter cambiare le cose. Sentiamo cosa ne pensa Sofia Secco. Prego Sofia. Microfono. Non ti sento Sofia, non ti sento. Niente, allora andiamo a vedere un altro servizio intanto che vediamo Carabinieri, violenza di genere, poi vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Sofia. La linea nazionale dell'arma si articola appunto su 4 punti, noi le chiamiamo le 4P della Convenzione di Istanbul e sono appunto quella della prevenzione dei reati, del perseguire gli autori dei reati, del proteggere delle vittime e del partecipare alle politiche sociali sul tema. Quello di oggi ne è un esempio. Ed è quello che oggi i Carabinieri di Belluno hanno fatto incontrando nel Teatro Comunale di Nobuzzati gli studenti di 2 istituti superiori. Una iniziativa voluta e promossa insieme alla Procura della Repubblica, rappresentata dal sostituto Alberto Primavera, dall'ufficio scolastico provinciale e dal circolo Soroptimis di Feltre Belluno. Se guardiamo la statistica degli ultimi anni abbiamo un calo tendenziale. Mi spiego, nel 2022 ci sono stati 130 femminicidi, 110 nel 2024 e in questa prima fase del 2025 contiamo 73 episodi. Il calo è tendenziale, ma in ogni caso nessun episodio è accettabile, anche un solo episodio non ci farà desistere dalla prevenzione e dal contrasto. Lei è vissuto in altre realtà territoriali, possiamo dire che forse qui a Belluno stiamo un po' meglio che altrove? Ma io lo direi con molta cautela, la violenza di genere è un fenomeno trasversale, sì, ha a che fare con la cultura, con le tradizioni locali, ma gli episodi concreti che noi registriamo ci dimostrano che è un episodio trasversale, che riguarda tutte le fasce sociali e tutte le località d'Italia. Allora Sofia, non riuscivamo a fare il contatto, mi raccomando non toccate i microfoni quando siete collegati, che sennò facciamo fatica. Vai Sofia. No, allora come diceva la dottoressa io sono completamente d'accordo e come dicevo anche prima, dietro al fatto che le donne non denuncino c'è anche appunto una dipendenza affettiva, un retaggio culturale anche della donna stessa, perché non sempre le donne sanno cosa sia effettivamente violenza o comunque alcuni tipi di violenza sono socialmente accettati. Quindi proprio è un retaggio culturale che va cambiato alla base, insegnando fin da piccoli sia a livello maschile che a livello femminile. Poi che le leggi vadano applicate, sì, purtroppo le leggi non vengono sempre applicate come si deve e purtroppo non ho paura a dirlo, io lo penso quindi lo dico, l'Italia è molto molto carente per quanto riguarda i diritti delle donne a livello legislativo, basta pensare anche alla legge sul consenso che è stata appena emanata, che per me è una cosa vergognosa perché di fatti non protegge il consenso femminile, però ci sono tanti puntini sulle i che potrei dire, purtroppo l'Italia non si piazza bene come parità di genere nelle statistiche, però purtroppo questo abbiamo e quindi lavoriamo per migliorare quel poco che abbiamo. Senti Sofia, tu sai che io anni che dico, lo dico anche alla dottoressa Morellato che mi conosce bene, che dovrebbe essere l'uomo che deve essere portato via nel momento che usa violenza verso questa donna. Capisco che ci sono casi dove che la donna va messa assolutamente in protezione, ma io penso che la sua casa dovrebbe essere la protezione e entrare veramente ad aiutare questa donna a difendersi da questi energumeni che veramente sono fuori di testa. Però si parla, però continuo a vedere che nascono nuove strutture sempre di accoglienza per le donne che vengono implementate, ma ancora l'uomo rimane tranquillamente ai domiciliari, vuoi col braccialetto, vuoi senza braccialetto, però rimane nella sua casa. Dottoressa Morellato, non è che le nostre senatrici e onorevoli dovrebbero fare qualche passo in più per capire l'importanza? Io ho parlato con alcune di queste donne, per carità è vero che in quel momento
loro si sentono protette, però sconvolge la loro vita, quella dei loro figli, cioè c'è un cambiamento totale della loro quotidianità, del loro modo di vivere. Mi sembra che sia un po' esagerato questo e continuiamo a parlare, però continuiamo a vedere che l'uomo rimane in casa. Non so quante denunce, veramente una volta, adesso è un po' diminuito fortunatamente, però non vedo tutti questi grandi passi in avanti per proteggere la donna, che giustamente lei ha detto le leggi si fanno in Parlamento, lo dico anch'io, e i giudici applicano le leggi che vengono fatte. Non mi sembra che ci sia un bel cambiamento per proteggere la donna, ad esempio giustamente come diceva Maurizio, questa certezza della pena che deve essere fatta, perché cioè, basta uno schiaffo, non è che devi aspettare che la donna venga uccisa o massacrata per decidere di difendere. È caduta ancora la linea? Sofia? Io ritengo che la realtà delle case protette sia una realtà che agevola le donne in situazioni di pericolo importante, però io mi immagino effettivamente donne con figli, che poi non è una casa dove ci sono solo loro, ma condividono gli spazi, perché giustamente non c'è la possibilità di dare una casa per ognuno di queste donne. Però pensiamo a livello emotivo, come possono sentirsi magari dei bambini in mezzo ad altri bambini che hanno visto situazioni poco belle, o donne, cioè secondo me si va proprio anche a livello psicologico a incrementare una situazione già di per sé pesante. Quindi secondo me le vittime di violenza dovrebbero riuscire a sentirsi al sicuro all'interno della propria abitazione. Purtroppo ancora ad oggi l'uomo viene messo ai domiciliari nella casa e la donna deve prendere quei bambini e andarsene. Lo sai che io e te siamo in sintonia, Sofia, lo sai che siamo in sintonia in questo, molto in sintonia. Sentiamo la dottoressa Morellato. Prego, dottoressa. Scusate, cade sempre il collegamento. Lo so, allora, purtroppo la connessione... Sono d'accordo con lei, Mirella. Il problema è che io una volta l'ho detto a un procuratore e mi ha risposto: ma dove lo mettiamo lui, poverino? Sotto i ponti? Io gli ho risposto: se fosse per me lo metterei nel bidone dell'umido, ma non posso ovviamente fare una cosa del genere, e abitualmente si cerca di tutelare anche l'autore, perché finché la donna non sporge querela, ok, quella persona è considerata presunto autore di violenza. Poi devono essere fatte le indagini e quindi deve esserci qualcuno che dice sì, è vero. Esiste anche il fatto che adesso possono essere arrestati in fragranza di reato, cosa che non succede quasi mai, questo lo dico, e anche i cosiddetti codici rossi. A volte, se chi interviene non comunica in maniera adeguata al magistrato di turno quelle che sono le problematiche in atto, purtroppo l'autore rimane anche a casa con i bambini, per esempio. Un altro grande problema: i minori che assistono alle violenze all'interno delle mura domestiche sono vittime di violenza assistita, che è un reato, ok? Ecco, a volte neanche questo è sufficiente per far allontanare l'autore dalla casa e per mettere i bambini in sicurezza, anzi, perché non c'è ancora la decadenza della responsabilità genitoriale, il padre ha tutti i diritti di vedere questi bambini, anche quando magari li ha terrorizzati, oppure i bambini stanno con lui perché hanno paura che altrimenti si vendichi nei confronti della mamma. Questa è la situazione reale. Le leggi sono fatte in Parlamento, la maggior parte sono uomini che legiferano, mi dispiace dirlo, ma sono uomini, e purtroppo finché la mentalità patriarcale che esiste anche nelle donne non verrà modificata, e torniamo a parlare di cultura, non ci saranno progressi. Non ci saranno progressi. Il governo che abbiamo adesso, con tutto rispetto, abbiamo un ministro che si fa chiamare il quando è donna, la dice lunga sulla capacità di valorizzare invece il ruolo della donna stessa. Ah, sono perfettamente d'accordo con lei, dottoressa Morellato. Guardi che non ci siamo proprio, guardi che proprio non ci siamo. Ecco, e questo mi fa
rendere molto nervosa, perché non è che non le sappiano le cose o che non potrebbero cambiarle. E sì che adesso abbiamo la Premier che è una donna, è una mamma, sa cosa vuol dire, però non riusciamo a capire come mai non si facciano dei passi avanti importanti. Non è che anche questa violenza diventa un business, Sofia? Perché ormai io temo anche questo, e tutto sta diventando business, soldi, business. Cosa dici, allora, Sofia? Secondo me c'è una narrazione a livello giornalistico spaventosa per quanto riguarda la violenza di genere. A parte che se è straniero, un po' ricollegandomi all'argomento di prima, viene tipo subito segnalato, cioè si sa prima la nazionalità di quello che ha fatto l'autore della violenza, ma poi di per sé c'è la storia del raptus, si tende a dire lei cosa aveva sbagliato per istigarlo, che cosa era successo, non è le foto della vittima che abbraccia il carnefice e quindi quanto erano felici prima, che è una mancanza di rispetto totale sia per la famiglia della vittima sia per la vittima se nel caso è sopravvissuta, ma al di là di questo cioè secondo me il fatto che noi adesso al governo abbiamo una donna, come diceva la dottoressa, purtroppo il patriarcato è anche all'interno delle donne, ci sono tante donne misogene e mi dispiace, questa è la mia visione, è il mio punto di vista, può essere condiviso o meno, però purtroppo io non mi sento protetta e rispecchiata dal nostro capo di governo in quanto donna. Però al di là di questo secondo me è importante informare, diciamo, che sul discorso violenza di genere, appunto, secondo me, intanto è, come dicevo prima, puntare il dito sullo straniero, sul poter fare della politica sopra se la persona che commette la violenza non è italiano, e paradossalmente c'è questa narrazione che è solo lo straniero, quando tra l'altro le violenze in Italia sono nella maggior parte dei casi fatte da italiani, quindi c'è questa narrazione completamente sbagliata. Grazie, ormai il tempo è concluso, ringrazio veramente Sofia di essere stata con noi, Sofia Secco. Se mi permetti darò il numero alla dottoressa Morellato se volete mettervi in comunicazione, secondo me fare squadra è sempre bene. Ecco, ti ringrazio Sofia, se la dottoressa Morellato vorrà darò il numero appunto di Sofia, perché è una donna che ho conosciuto anni fa, sempre presente, sempre in linea, sempre che rilancia, e perciò merita veramente, ecco, di unire le forze per vedere se riusciremo a fare qualche passo in avanti per il futuro, perché in attesa che questi bambini crescano dobbiamo fare a che fare con quelli che invece sono già cresciuti e che dobbiamo ancora capire se qualcuno ha capito che devono mettere in sicurezza questa figura femminile in attesa che la cultura cambi. Come ci saluta dottoressa Morellato? Intanto con un enorme ringraziamento a Mirella che tiene sempre un campanello che suona questi campanelli per ricordarci che la violenza è un problema sociale, è un problema reale, non è un'emergenza, è strutturale purtroppo, e tutte e tutti dobbiamo essere sempre attenti a fare qualcosa. E grazie anche a Sofia e soprattutto al messaggio che arriva, cioè che anche gli uomini devono mettersi in gioco, perché se noi siamo le vittime, gli autori sono purtroppo la maggior parte uomini, e devono anche loro scendere in campo per un dissenso sociale nei confronti di chi agisce violenza, ma non solo quando vedono la violenza fisica, anche quando le battute nei bar, negli spogliatoi, nelle chat diventano aggressive e violente nei confronti di una donna, dovrebbero loro stessi dire adesso basta ed emarginare quella persona, quell'uomo violento, perché altrimenti quando dicono ma non tutti gli uomini, benissimo, ce n'è uno su 10, ok, ma se gli altri 9 stanno zitti e ridono le battute o fanno finta di niente, sono complici. Io sono molto preoccupata, dottoressa Morellato, perché anche ieri abbiamo assistito, l'altro ieri,
a quel veramente disagio, ma veramente un disagio psicologico terribile di questi uomini che stavano su questo stadio guardando il calcetto a 5 e si sono azzuffati e un signore diversamente giovane, 82 anni, è caduto, ha battuto la testa ed è molto grave in ospedale. Ecco, questa violenza che viene fuori in qualsiasi momento per motivi futili. Pensate, una partita a 5 che scatena questa rabbia che hanno dentro, che poi la scatenano con le donne. Io vorrei sapere chi è la moglie di questi individui, chi sono le mogli, le compagne di questi energumeni che per una partita, ecco, guardate cos'è successo a questo povero uomo che stava là assistendo a questo calcetto a 5, che è caduto proprio dovuto a questa rissa e che è grave all'ospedale. Proprio non ne veniamo fuori, non c'è niente da fare, e dico continuano a proteggerli. Posso Prego. aggiungere una cosa? È un problema di difficoltà a verbalizzare le proprie emozioni. Agli uomini viene sempre detto, come se fosse una cosa brutta, non fare la femminuccia, quindi non devi piangere, non devi fare certe cose, non devi dimostrarti debole, perché altrimenti o sei donna o sei gay. Anche lì c'è tutta una serie di stereotipi e di razzismo, di omofobia, c'è di tutto quando si parla di queste cose. Non essere in grado di verbalizzare le proprie emozioni, purtroppo, rende le persone inadatte poi e incapaci ad affrontare qualsiasi forma di frustrazione, anche il fatto di aver perso una partita a calcetto. Scatta la rabbia, anziché dire porca miseria, guarda cosa succede, no? E parlarne, diventano violenti, perché è l'unico modo che conoscono per dimostrare le loro emozioni. Bisogna imparare a verbalizzare le emozioni, fin da piccoli. Grazie. Se posso permettermi, prego Sofia. Anch'io, il dato dei suicidi tra gli uomini è 4 volte più alto di quello sulle donne. Vorrei proprio che si capisse che l'uomo deve fare un passo in avanti, come diceva la dottoressa, per esternare il proprio disagio, chiedere aiuto, rivolgersi a figure competenti, quale psicologo, se necessario anche lo psichiatra, e il fatto di cambiare questo retaggio culturale patriarcale e maschilista non serve solo a noi donne, serve anche a loro per tutelarsi, essere protetti e subire anche loro meno violenza, perché anche gli uomini sono vittime di violenza, e se si riesce a superare questo retaggio culturale vecchio, antiquato, arcaico, anche loro potrebbero giovarne tantissimo. Grazie veramente, grazie a Sofia Secco, scrittrice. Vediamo la copertina anche dell'ultimo libro di Sofia, perché ce la sta mettendo tutta, ecco, per parlare e soprattutto discutere di violenza. Grazie anche alla dottoressa Katia Morelato, medica per Codice Rosa Marca Trevigiana, di essere state con noi. Vediamo la copertina del libro, eccola qua, l'ultimo libro di Sofia Secco, che troverete, leggetelo, perché veramente ha bisogno anche del vostro supporto. Grazie, grazie, pubblicità. Esclusiva. Buche e voragini a Marano e Giugliano. Il contenuto delle relazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo i sopralluoghi, criticità e primi interventi. Da redazione, 19 marzo 2026. Si intensifica l'azione di controllo sulla sicurezza della circolazione stradale nei territori di Marano e Giugliano, a seguito degli esposti presentati alle autorità competenti e dell'attenzione mediatica crescente, anche grazie al lavoro di informazione svolto da Terra Nostra News in sinergia con le associazioni del territorio. Le verifiche, avviate su impulso dell'Associazione Familiari Vittime della Strada e eseguite dal Ministero dei Trasporti, hanno visto impegnati funzionari abilitati al servizio di polizia stradale in sopralluoghi mirati su diverse arterie urbane. Marano, strade dissestate e segnaletica assente. Nel territorio di Marano, i controlli hanno interessato numerose strade, tra cui via Tagliamento, via Piave, Corso Mediterraneo e via San Rocco. Il quadro emerso è critico. Diffusa assenza di segnaletica orizzontale e verticale. Presenza di buche profonde e dissesti, con rischio per la sicurezza dei veicoli. Rattoppi irregolari, spesso non allineati al piano stradale, che creano dislivelli pericolosi. Giugliano, criticità diffuse e pericoli per pedoni.
Situazione analoga nel territorio di Giugliano, dove i sopralluoghi hanno evidenziato problemi in diverse strade, tra cui via Pigna, via Nuova Sant'Antonio e via Arco Sant'Antonio. Ed ecco noi Biagio Ciaramella, portavoce Associazione Vittime della Strada. Vediamo, eccolo qua, Biagio, buongiorno Biagio. Allora, com'è la situazione? Tutto il mondo è paese, anche noi abbiamo le buche tantissime, guarda, non c'è problema, e soprattutto abbiamo anche i morti, anche noi, dovuto a questo. Prego Biagio. Allora, voglio dare consigli a tutti i telespettatori. In effetti noi stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione, ma non più la buca, ma la città piena di buche, perché a volte degli enti ci dicono vicino a noi segnalaci la buca, ma se una buca sta qua e la toppano e poi più avanti succede perché ce ne stanno altre 10, noi diciamo che la città è insicura, non la buca, perché giustamente gli interventi non sono stati fatti negli ultimi 4, 5, 6 anni. Purtroppo non sono stati spesi i fondi della sicurezza stradale dagli articoli 208 per quanto riguarda i verbali, perché il 50% va al comune, l'altro 50% lo gestisce il comando dei vigili urbani, che deve andare nella finalità per quanto riguarda le buche. È questo che diamo un consiglio di segnalarci come portavoce delle associazioni a tutti i cittadini d'Italia, perché è giusto che c'è l'informazione, perché non può essere che una persona per via di una buca, un segnale coperto o qualcosa o un guardrail in effetti deve morire perché c'è stata anche la concausa delle istituzioni. Biagio Ciaramella, noi abbiamo visto anche arrivata la primavera, iniziano a uscire più motociclette e cominciamo ad avere già i morti. Non ti sembra che sia il caso di rivedere anche questo airbag, questa sicurezza, questo guardrail? Cioè io non devo essere fortunato a vivere in quella regione dove sono più protetto anche quando mi esco di casa, ma dovrei avere quello che mi spetta di diritto, visto che pago le tasse, la sicurezza. E invece mi sembra che si stia andando tutta da un'altra parte o si faccia poco. Cosa ne pensi, Biagio? E questa è la nostra impronta, perché noi in effetti stiamo segnalando l'asse mediano che sarebbe sulla circonvallazione che porta da Napoli al Lago Patria. In effetti quella strada è una strada di 50 anni fa, ma le macchine sono aumentate 50.000 volte di più di quelle che erano 50 anni fa. Poi i guardrail sono vecchio stile e in effetti possono essere delle ghigliottine per quanto riguarda gli utenti della strada, perché fanno anche le macchine, sono appuntiti, fanno anche delle macchine, se uno ci va vicino invece di salvare li ammazzano, perché sono delle grumiere che entrano come una spada che si confisca in una macchina. Il problema è che noi stiamo anche valutando le strade sia regionali che provinciali, perché pensiamo che la sicurezza stradale è una cosa importante che noi come associazione ci dobbiamo mettere la faccia, perché noi parliamo di una tragedia, la tragedia personale della famiglia Ciaramella la stiamo combattendo tutti i giorni nelle udienze dopo ancora 18 anni, però noi facciamo una campagna di sensibilizzazione per non farlo succedere, perché non tutti hanno quella volontà, quello di affrontare come dirti, la tragedia. Poi purtroppo all'inizio, lo dobbiamo anche dire, quando ci stanno queste vittime della strada, può darsi che fuori all'obitorio invece ci stanno tante, anche se ci stanno tanti familiari delle vittime di quella vittima di quel momento, ci stanno anche degli illegali che subito vanno lì e offrono la loro diciamo collaborazione gratuitamente. Noi in effetti non siamo quelli, noi stiamo per le vittime e cerchiamo di costituirci vicino alle vittime della strada se abbiamo la possibilità, no ai familiari, perché i familiari a volte si fanno coinvolgere in una cosa che noi non accettiamo, perché non siamo gli avvoltoi delle vittime della strada, ma siamo quelli là che dovranno difendere la vittima, no la famiglia, perché poi noi vogliamo la chiarezza su quello che è successo, se c'è qualche concausa o c'è qualcosa che non è andato, perché è bello dire andava forte, scusate, ma i controlli dove stanno? Beveva, si drogava, ok, è una concausa, ma l'altra concausa potrebbe essere anche la strada.
Biagio, un'altra cosa importante, volevo capire, anche noi abbiamo fatto la raccolta delle firme per l'airbag, altre associazioni avevano fatto anche questo, tu hai fatto la tua parte anche tu, però in Europa sembra che non ci ascoltino, non è all'ordine del giorno su quello che sono i loro programmi. E allora cosa dobbiamo fare? Quanti morti dovremmo ancora sentire e raccontare perché finalmente l'Europa si renda conto che è il caso di intervenire? Prego. Allora, a questo punto qua noi dovremmo fare, se tu mi mandi tutte le firme, quello che è stato fatto e tutto, io come portavoce delle associazioni mando una PEC sia al Ministero delle Infrastrutture e sia all'Europa, perché in effetti noi dobbiamo capire prima Roma come si muove sulle infrastrutture, ma ti posso assicurare che Roma in effetti li manda i soldi ai comuni, province, regione e tutto il resto, ma poi vediamo se vengono veramente spesi questi soldi, perché una TV pubblica della RAI in effetti ha fatto un servizio proprio sui guardrail, che sono molti assassini. Poi ci stanno parecchie sentenze della Corte di Cassazione per quanto riguarda a favore purtroppo delle vittime, perché in effetti i guardrail sono parecchi abusivi. Io dico oltre le firme, oltre dei gazebo, bisogna far camminare la documentazione, perché noi dobbiamo avvisare le istituzioni che a volte lo sanno e non lo sanno. Noi dobbiamo proprio protocollare, mandare della documentazione per dire: guardate, c'è questo problema, adesso siete stati avvisati, se succede qualcosa purtroppo voi siete stati avvisati e potreste essere concausa di quegli omicidi stradali, perché come dici tu incomincia l'estate e che quante ancora dobbiamo vedere di croci per strada? È questo che noi come associazione non vogliamo. Vogliamo tutelare i cittadini e vogliamo anche che i cittadini ci segnalano dei guardrail che stanno in effetti agli incroci delle strade sia regionali che provinciali in tutta Italia, e noi faremo questa situazione per vedere come possiamo andare avanti. Okay? Andiamo a vedere anche questo video, soldi verbali, e poi lo commentiamo con Biagio Ciaramella. In diretta sicurezza stradale. Vi raccomando, non toccate i soldi destinati alla sicurezza stradale e le strade. Potrebbe essere un reato. Come spendono i soldi dei verbali dell'articolo 208, comuni, province, città metropolitana e regione e finanziamenti che arrivano da Roma. Allora, tante piste ciclabili, Biagio Ciaramella, tante iniziative sulla sicurezza stradale, però i morti aumentano e gli incidenti anche. E allora chi è che dovrebbe veramente cercare di dare voce a questi familiari? Siete in tante associazioni, però anche voi molto divisi, non si va, giustamente hai detto tu, noi abbiamo bisogno di essere uniti, e lo dico sempre anch'io, e di portare avanti i numeri. Invece poi la politica entra a gamba tesa, e quello che tu riesci a fare se ne appropriano e vanno da un'altra parte per avere loro la visibilità. Allora tu cosa vuoi dire? Allora, noi stiamo mandando questi esposti, che noi stiamo facendo questi filmati, di avvisare anche la cittadinanza tramite i social, perché oggi il messaggio va più tramite i soci, verso le televisioni, verso tutto quello che comprende il discorso. In effetti proprio domani dovremo andare a fare un sopralluogo su una città vicino a noi, dove abito, in effetti per quanto riguarda le infrastrutture di Roma, che ho mandato la segnalazione, sta mandando le infrastrutture di Napoli sul territorio per guardare le strade, che poi dopo daranno una relazione. 2 minuti fa, quando stavo parlando con te, mi ha dato il conferma per domani alle 10 inizieremo questa sopralluogo. Il problema dove sta? È che noi ci battiamo, però abbiamo bisogno anche delle istituzioni, perciò dico le istituzioni, i cittadini e tutto il resto, i vostri programmi che ci danno voce per tutta l'Italia. A questo punto qua noi sapremo come monitor da tutta l'Italia cosa succede sull'altra parte dell'Italia, perché io sono di Aversa, abito a Trentolo Ducento.
potrei sapere quello che succede nei comuni a fianco del lago Raversano, ma non posso sapere una strada di Roma, di Verona. Perciò invito i cittadini a mandarci queste segnalazioni dettagliate, postarle sui social e mandarci link, che noi provvederemo ad installare, perché facciamo un discorso di non mandare soltanto alla città, alla provincia, alla regione, ma invogliamo anche al prefetto questore per quanto riguarda le infrastrutture di Roma, per coinvolgerli che noi abbiamo segnalato questi pericoli. Poi giustamente, poi se ci vediamo con le spalle al muro, contattiamo anche le procure, e dove ci invitano come procure che ci stanno, già siamo alla terza procura sul nostro territorio, oggi alle 3:10 devo andare a un'altra procura sul territorio, e in effetti noi presentiamo tutti gli esposti. Poi giustamente noi facciamo un passo indietro, perché più di segnalare non possiamo fare. Poi ci saranno gli organi competenti in effetti a fare no il loro dovere, quello che ci chiedono i cittadini che ci hanno segnalato a noi associazione, e noi interloquiamo tra il cittadino e le istituzioni. Poi chi purtroppo non vuole fare sicurezza stradale, è il problema, i morti stanno tutti i giorni. Io dico una sola cosa: 12 morti al giorno, lasciate stare chi dice a 8, 7, 3, 4, ogni 2 ore muore una persona in Italia. È una mattanza vera e propria e la politica non la vuole mantenere. Io mi vedo sui comuni, sulle regioni, sulle province, come se io fossi un marziano che andrei a chiedere delle cose strane. Invece con i documenti in mano loro dall'altra parte dovrebbero incominciare anche a fare il loro dovere, perché sono votati dai cittadini, non sono loro che comandano. Perciò per 5 anni sono istituzioni, e in quei 5 anni devono fare il bene dei cittadini, di chi li ha votati, non il bene personale di casa loro. E noi questo stiamo combattendo, l'indifferenza delle istituzioni. Perciò Mirella, ti dico una sola cosa: uniamoci tutti quanti assieme e facciamo questa battaglia sociale, perché veramente non se ne può più. I cimiteri da 14 a 30 anni si stanno riempendo di vittime della strada. Basta con questa mattanza sulle strade. Andiamo a vedere allora Napoli, visto che noi sappiamo dei nostri morti qui nel Veneto e nel Triveneto, andiamo a vedere i morti a Napoli. Articolo di stampa 24.03.2023 morti in 3 giorni. È pesante il bilancio di 2 gravi incidenti stradali che si sono verificati a Napoli. Morte 2 donne mentre attraversavano le strisce pedonali. L'ultima vittima è L, 84enne Italo Ferraro, tra i più grandi studiosi contemporanei della storia ed architettura di Napoli. Quello che è successo a Napoli non è un omicidio stradale, ma una vera e propria strage di pedoni. Purtroppo le strade di Napoli si tingono di sangue innocente delle vittime della strada. Questa volta non è un omicidio stradale, ma una strage annunciata, l'unica loro sfortuna di essere lì ad attraversare sulle strisce pedonali. Come facciamo tutti i cittadini in tutta Italia, la nostra rabbia come associazione, che sono anni che cerchiamo una linea giusta per far diminuire questa mattanza sulle strade di Napoli. L'unica parola che abbiamo sentito in questi anni: non ci sono soldi per la sicurezza stradale, non solo nel comune di Napoli, ma in tutti i comuni che chiediamo degli incontri. Allora la mia domanda come portavoce Biagio Ciaramella delle vittime della strada: come vengono spesi i soldi dell'articolo 208? Progetti per le strade di Napoli, da Città Metropolitana, Regione Campania, e dal Governo centrale. Noi come associazioni vittime della strada, siamo stanchi di sentire progetti solo sulla carta, intanto sulle strade di Napoli si muore, e una mattanza senza fine. Noi in questi anni abbiamo anche seguito progetti nelle scuole, portiamo le nostre testimonianze, ma da anni seguiamo questo progetto che ormai è alla 12ª edizione del progetto Sii Saggio, Guida Sicuro. La campagna di educazione alla sicurezza stradale e del mare promossa dalla Regione Campania e attuata da ANCI Campania. Finanziata da ANCI Campania, eppure sulle strade della Campania si muore. La domanda viene spontanea: si potevano investire e rendere le strade più sicure. Ancora un altro progetto, messo in campo ANCI in tutta Italia, Città Metropolitana di Napoli. Ne ha beneficiato, Guida Responsabilmente, un progetto che sta tenendosi nelle scuole di Città Metropolitana, per noi cittadini della Campania,
Ogni progetto costa alla comunità campana 100.000 euro. La domanda viene spontanea. C'è qualcuno che controlla come vengono spesi questi soldi dei progetti? Chi sono i partner inseriti nei progetti? Dato che noi, come associazioni vittime della strada, sappiamo che nei 2 progetti figurano sempre gli stessi beneficiari, come se degli interessi privati collegano i 2 progetti. Come portavoce delle associazioni vittime della strada, vogliamo chiarezza. Ecco perché invitiamo alle signorie vostre tramite il nostro esposto, ognuno nel proprio ruolo istituzionale, di far luce, come vengono spesi questi soldi dei progetti nelle scuole, e anche dell'articolo 208, fondi di progetti per le strade di Napoli, da Città Metropolitana, Regione Campania, e dal Governo centrale. La sicurezza stradale va bene fare progetti, ma non deve essere un modo per far soldi sulle tragedie delle vittime della strada. Allora, abbiamo visto e sentito Napoli, ma al posto di Napoli potrebbe essere benissimo scritto Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, perché i problemi sono questi. Non ti sembra forse che c'è qualcuno, come dicevo prima anche sulla violenza di genere, che sta facendo business proprio su questi morti sulla strada, su questi incidenti stradali? Prego Biagio. Allora, in effetti è quello che io ho messo nell'esposto in tutte le istituzioni, è quello che dico sul filmato, perché ormai mi sono imparato purtroppo a fare tutto, l'articolo di stampa, filmati, metterle sui social, avvisare le persone di quello che sta succedendo. E come io ho dichiarato, 2 progetti dell'ANCI Campania, attenzione, uno che dura da 12 anni e invece di diminuire i morti sono aumentati, che vanno nelle scuole. A me mi sembra più una pubblicità per far vedere alle persone che in effetti, perché un concorso non è sicurezza stradale, e in questi concorsi in effetti le vittime della strada, i familiari delle vittime della strada, le associazioni non vengono nemmeno invitati. Nel secondo progetto invece noi siamo stati partner di quel progetto, attenzione, siamo andati una sola volta, mia moglie ha fatto anche le testimonianze, una volta che abbiamo visto con 100.000 euro, non c'era un cartellone, non c'era niente che si dimostrava la sicurezza stradale. In quel momento la mia ira è stata talmente tanta che mi sono innervosito, ho detto ma scusate, ma è un progetto per la sicurezza stradale o un progetto di una chiacchierata fra amici con gli studenti? Il problema è che noi dobbiamo far capire alle istituzioni, ai ragazzi, che sicurezza stradale purtroppo è una cosa grave, non è una passeggiata sul motorino. I ragazzi sono stati molto attenti quando ha fatto i 2 interventi mia moglie, che io ho i video, non li ho mandati per educazione perché giustamente c'era il nome della scuola. In questa situazione ci siamo tirati indietro perché noi eravamo partner gratuitamente, ma sentire delle cifre assurde che enti per quanto riguarda quelli che sono stati, diciamo, che loro dicevano che 100.000 euro in effetti per un progetto della città metropolitana, e poi non conclude niente, noi come associazioni non saremo mai coinvolte in queste cose. Ecco perché sto facendo questi esposti pubblici. L'altro poi in effetti è un'associazione che ne benefici. Poi faccio il collegamento con tutte e 2 le associazioni, tutti e 2 i progetti, che una persona di questi progetti 200.000 euro ne ha fatto come lavoro per lui, e in effetti guadagna e sta in tutti i progetti per quanto riguarda la sicurezza stradale, ma si rende conto che se aumentano i morti vuol dire che i progetti o quello che stanno facendo non è, si deve rivedere un poco, perché vuol dire che non c'è quell'input importante per la sicurezza stradale. Ecco perché la mia battaglia sta andando avanti, perché le documentazioni, oltre a quelli che li ho mandati, sto cercando anche di portarli ai procuratori capi delle procure che ritengo opportuno, che sono la finalità delle strade. Attenzione, perché giustamente dobbiamo andare in fondo per le questioni, perché il nostro discorso è salvare vite umane, l'indifferenza è dall'altra parte e si investono dei soldi che poi non riportano quello che dovrebbe riportare. Quello che dico ci metto la faccia,
qualsiasi cosa io sto qua, do delle spiegazioni a chiunque le vuole, penso che sono stato molto specifico nella situazione. L'Anci Campania deve rivedere i progetti per la sicurezza stradale, perché non è giusto spendere 200.000 euro all'anno e vedere ancora i morti per le strade della Campania, specialmente di Napoli e provincia. Biagio, però si parla molto di cambiamento culturale e anche noi dobbiamo fare la nostra parte, tutta la società civile. Il problema è che ognuno esce di casa e fa quello che vuole. Noi non attraversiamo nelle strisce pedonali la maggioranza, anche se le strisce sono a 2 metri di distanza. Attraversiamo dove ci comoda, dove ci pare. Giriamo con le cuffiette in bicicletta, in macchina non ascoltiamo più la musica che invece di guardare la strada e la segnaletica stradale. Perciò ce n'è per tutti. Il problema è che così non si può andare avanti perché i morti sono veramente troppi. E allora a chi dobbiamo rivolgersi? Se nessuno ascolta, perché tutti i soldi sono per le guerre. O come dice Biagio Ciaramella, vengono portati avanti progetti che costano tantissimo ma non risolvono il problema. E allora cosa dobbiamo fare? Ma anche noi dobbiamo fare un cambiamento culturale. È inutile avere il semaforo rosso e continuare a passare con rosso. È inutile avere le strisce e passare dove vuoi, buttarti in qualsiasi momento. Perché non è sempre colpa dell'automobilista o del motociclista. Prego Biagio. Ok, però tu sai bene che il nuovo codice della strada ha imposto delle cose ben chiare, delle linee, ma non dobbiamo essere noi cittadini, noi associazioni a denunciare determinate cose, ma dovrebbero essere le istituzioni presenti sul territorio di non vedere di fare solo cassa e verbale, ma anche di segnalare queste cose alle istituzioni. Se uno sta guidando e parla col telefonino, non lo vediamo solo noi come associazioni. Se c'è una strada in divieto su una città, non la vediamo solo noi la segnaliamo. Se le strisce pedonali purtroppo nel nostro nostra regione, Aversa, Graversano, Campania e tutto il resto, dopo un mese che le pitturano già si scoloriscono, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tutto questo me lo sto imparando appresso a questi ispettori delle infrastrutture che stanno facendo delle cose dettagliate. In effetti è giusto quello che dici, che purtroppo la maggior parte dei cittadini sono indisciplinati, però perché ne sono tanti e non c'è controllo. Io non me la prendo con le istituzioni chi veramente dovrebbe controllare, ma deve partire dall'alto una circolare del ministro proprio delle infrastrutture, di tutti quanti, devono impegnarsi a mettere più uomini per strada. I tutor servono a fare cassa, invece chi ritira la patente e chi fa segnalazioni sul territorio e chi vigila serve per salvare le vite umane, perché la cassa viene dopo, ma succede prima l'incidente, prima si muore e poi se ne parla. Il problema è intervenire prima. Questa campagna di sensibilizzazione serve a tutto. Indi poi, lo dico un'altra volta, un progetto di 100.000 euro per 12 anni che invece di diminuire gli incidenti stradali su Napoli e provincia e la Campania, in effetti li sta facendo aumentare. Vuol dire che in effetti quel progetto non rispecchia la sicurezza stradale. Meglio prendere quei 100.000 euro e fare progetti con la polizia, finanza, carabinieri e pagare gli straordinari a delle persone che poi giustamente potrebbero salvare delle vite umane, investire in sicurezza stradale. Perciò mi appello al governatore della Campania, Fico, che è una bravissima persona, però fino a ieri tu non c'eri, adesso ci sei, o fai la linea giusta o purtroppo noi come associazioni dobbiamo dire quello che non funziona in Campania e in tutta Italia. Senti Biagio, e all'Europa cosa vorresti dire? Perché anche l'Europa deve battere un colpo, non può pensare solo alle guerre e a quello che gli interessa. I morti sono morti in tutta Italia, in tutta Europa, prego. Allora, ci stanno paesi dell'Europa che sono un poco più, come dirti, più drastici dell'Italia. Può darsi che non è ancora arrivata questa segnalazione che in effetti la legge dell'Europa viene rispettata in paesi sì e paesi no.
Ecco perché ti dicevo prima, noi come associazioni dovremmo creare del materiale, come d'accordo con i cittadini e d'accordo con tutti quanti, da poter mandare in Europa, perché l'Europa conta i morti, però può darsi che non sa quello che succede vero e proprio in Italia, perché giustamente loro è come noi, stanno dall'altra parte. E il problema è anche le nostre, come dire, i nostri politici dovrebbero informare di quello che sta succedendo. Hanno preso i soldi del PNRR e in effetti come sono arrivati, ma sappiamo come sono stati spesi. E quello è il problema. L'Europa manda i soldi, ma i controlli poi si devono fare di qua, li devono fare quelli sul territorio, mica l'Europa. Se poi non vengono controllati e fatte delle strade che poi dopo non sono a normativa, chi lo dice? Nessuno, perché giustamente è così. Purtroppo la fonte di guadagno della politica a livello nazionale di tutta Italia a volte è anche le infrastrutture, perché non spendendo lì in effetti noi abbiamo i problemi che si vedono. Grazie Biagio, devo chiudere perché abbiamo terminato il tempo, ma hai parlato, hai raccontato tante cose, ti ringraziamo anche per l'impegno tu con la tua associazione e anche con tua moglie che state cercando di dare, perché qua se non uniamo le forze non andremo da nessuna parte. In politica contano i numeri, il problema è che noi i numeri li abbiamo ma siamo tutti divisi e perciò i numeri se ne vanno. Grazie a Biagio Ciaramella, portavoce associazione vittime della strada. Grazie Biagio, devo chiudere assolutamente. Ciao e andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo davanti al municipio di Carbonera perché andiamo ad aiutare un'altra coppia che voi conoscete e il sindaco Mattiuzzo ci aspetta. Andiamo! Siamo con il sindaco che è stato gentilissimo perché fra poco anche un matrimonio, però questa coppia cerchiamo di aiutarla. La saluto sindaco, buongiorno. Buona giornata anche a voi. Allora entriamo sindaco, cosa dice? Che così lei è impegnatissimo. Prego. Sindaco, cosa vuol dire aiutare queste famiglie? Penso che anche lei ne abbia parecchie. Vabbè, è una priorità per un'amministrazione essere molto attenti alle esigenze che persone in difficoltà possono presentare. Giovanna e Salvatore li conosco da tempo, abbiamo avuto modo appunto di dare una mano in questi anni. È chiaro che il sindaco non può che essere felice nel momento in cui anche altre persone, enti, associazioni contribuiscono nel sostenere queste persone. Io dico sempre che si ripete, il sindaco, il comune non può far miracoli. I miracoli però ci possono essere nel momento in cui si crea una rete di solidarietà in cui non c'è solo un elemento ma ci sono più elementi che insieme contribuiscono a risolvere e dare una mano in queste situazioni. Quindi io credo che questo dovrebbe essere proprio lo spirito che anima una comunità. Sono felice perché Rete Veneta contribuisce a questa rete, mi auguro che insomma questa rete si allarghi sempre di più e che maturi veramente una cultura che vada incontro a queste esigenze. C'è un'emergenza a casa purtroppo, anche questa coppia è in graduatoria per ottenere un alloggio. Come siamo messi con le graduatorie e daremo una mano a questa coppia, sindaco? Purtroppo ecco, la difficoltà degli alloggi c'è. Ci sono casi che noi abbiamo anche in questi giorni in cui persone con lo sfratto esecutivo non hanno possibilità di trovare alloggio e vengono da noi a chiedere un aiuto. Anche qui credo che sia importante creare un po' questa disponibilità da parte dei nostri cittadini, perché alloggi ce ne sono che possono essere dati in affitto nel momento in cui c'è anche un po' una garanzia da parte di un'associazione, che io credo che anche la gente dovrebbe avere un po' di fiducia nel concedere anche in affitto, soprattutto a persone che nel tempo hanno sempre dimostrato una grande serietà e anche impegni presi e mantenuti, quindi ecco, diciamo che va considerato anche questo. Poi, ripeto, noi abbiamo anche come amministrazione, come area servizi sociali, una linea che intendiamo sempre mantenere, che è quella di aiutare
Nello stesso tempo però chiediamo alle persone anche un loro impegno ad affrontare insieme un percorso che possa aiutare anche queste persone a uscire da un periodo di difficoltà. Quindi nel momento in cui noi troviamo le persone in difficoltà chiediamo ok, riusciamo insieme a creare un progetto, un percorso per vedere come si può dare una mano a venirne fuori, bene, ci siamo. Se troviamo persone che vengono a chiedere aiuto però poi non c'è da parte loro questo impegno, diciamo ci dispiace ma no, non ci stiamo. Siamo in emergenza assoluta per quanto riguarda appartamenti da dare a queste persone che sono in grande difficoltà e in disagio, perciò pensiamo che tutti quanti dobbiamo fare un passo un po' più avanti perché queste graduatorie vengano definite. Cosa vorresti dire al tuo sindaco? Io vorrei dire che deve pensare pure per noi, perché noi siamo venuti sempre qua. Quindi qualsiasi cosa, da quando c'era mia figlia ancora viva, che aveva sempre problemi, siamo venuti sempre qua. 1 anno e mezzo che abitiamo, cioè da quando è morta mia figlia e non possiamo più pagare la casa, che con 296 euro al mese, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Lui non lavora, ha avuto il posto dalla cooperativa alternativa l'anno scorso per 3 mesi, lavorare nei cimiteri, aprire e chiudere 5 cimiteri. Io non riesco, a volte non riesco manco ad avere il detersivo per la lavatrice. E tu Salvatore cosa vuoi dire al tuo sindaco? Il sindaco è qua, il sindaco lo so, io voglio una mano, signor sindaco. Che facciamo? Io non so che cosa devo dire, lei mi hanno bloccato pure la carta, lei pure, me l'hanno bloccato. Non so il motivo perché non è bloccato. Sono soldi. No, il Veneto, la zona Veneto dice che per ora sono bloccati le carte REI. Cosa dice lei? REI come mai non arriva? Adesso anche per quanto riguarda il REI poi ci sono determinate regole, parametri, paletti che vengono messi, poi dal 1° di luglio probabilmente questi paletti mi risulta che dovrebbero essere tolti, quindi cambia ancora una volta questa situazione. Io ripeto ancora... Certo che sindaco, scusi, sentir parlare di REI, sentir parlare di paletti, sì. Mi sembra una cosa veramente un controsenso all'italiano nel vero senso della parola. Ma non mi metto qui a discutere su questi aspetti. Non è che puoi pensare che il sindaco risolve i problemi nella bacchetta magica, questa è la realtà, però no, è capire soprattutto qual è il percorso più utile e giusto da fare, insomma questo sì. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi diamo a Giovanna e a Salvatore sindaco. Ecco qua l'assegno che vi permetterà di sospirare e di respirare meno, sospirare meno e respirare di più, ma soprattutto noi lo diamo anche perché questa mamma e questo papà hanno perso recentemente una figlia e questo è un dolore talmente grande che nessun assegno potrà mai ripagare. Questo assegno verrà monitorato dal sindaco in maniera che andrà giusto per pagare gli affitti e le cose che loro hanno bisogno e noi diciamo dai Giovanna, vedrai che un po' alla volta ce la faremo e forza Salvatore. Io la ringrazio. Sindaco, cosa vuole dire alla grande famiglia? Ma no, io ringrazio perché ripeto, sensibilità di questo tipo sono importanti e insieme possiamo fare grandi cose, da soli è un po' più difficile, quindi grazie ancora. Grazie e grazie ancora a voi e alla prossima settimana.